10 in punto, buongiorno, ben ritrovati. Lunedì 26 aprile, una data tanto attesa. Partiamo subito però con il dirvi che c'è stato un altro attentato. Questa volta siamo nella zona del Rumbek in Sud Sudan, un altro attentato di un missionario comboniano dopo la morte ieri in Perù di una missionaria vicentina originaria di Schio. Nadia De Munari è stata uccisa a colpi di macete a soli 40 anni. Questa è stata la volta invece di un attentato, appunto, come dicevamo, nel Sud Sudan, in uno dei territori seguiti dai medici con l'Africa QAM, ad essere colpito con dei colpi di fucile alle gambe Christian Carlassare, 43 anni, il vescovo più giovane della diocesi, anche lui originario di Schio, era stato eletto monsignore soltanto un anno fa e anche per lui c'è stato un agguato. Ovviamente le indagini sono in corso. Intanto padre Carlassare ha già detto ai fedeli: pregate per me. In questo momento si trova ricoverato in ospedale, in uno degli ospedali del Sud Sudan gestiti proprio dai medici con l'Africa QAM. Quindi insomma, con questa notizia purtroppo dobbiamo aprire il nostro notiziario. E poi è la giornata delle prime parziali riaperture. Il presidente Zaia ieri ha parlato di giornata storica, ma ha invitato davvero tutti alla responsabilità e alla prudenza. Da oggi il Veneto è in zona gialla come tantissime altre regioni d'Italia e per questo c'è una nuova libertà, una libertà ritrovata. Viene mantenuto, come sapete, il coprifuoco alle 22 nonostante le polemiche, però ci si potrà tornare a sedere ad un bar, ad un caffè, si potrà tornare a cenare, seppur sempre all'aperto, si potrà tornare al cinema, visitare una mostra e si potrà tornare a spostarsi da un comune all'altro. Abbiamo una troupe, Lucio Zanato, Lina Paronetto, in piazza Indipendenza a Treviso per vedere come anche i trevigiani hanno accolto questo 26 aprile tanto atteso. Però ci colleghiamo subito con Andrea Penzuaiello, Veneto Imprese Unite, perché insieme ad alcune partite IVA, baristi e ristoratori ieri alle 21:45 si sono ritrovati proprio in Calmaggiore per dire che queste aperture senza deroghe potrebbero essere un fallimento. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito come sempre. Allora Andrea, noi abbiamo delle immagini che chiedo alla regia di mandare, immagini che tu ci hai inviato dell'incontro di ieri sera. Quanti eravate e com'è andata? Sì, ieri sera siamo riusciti a muovere una sessantina di persone su Treviso, qualcosa meno a Belluno, e diciamo che visto le poche ore, 12 ore di Treviso, proprio per tutto quanto, per noi è stato comunque un ottimo successo. Era importante esserci anche nelle nostre province ieri in piazza, perché era una manifestazione condivisa in molte piazze d'Italia, partita da Firenze, in piazza della Signoria, e quindi era giusto far vedere che anche Treviso c'è. Anche Treviso c'è, soprattutto nel dire che appunto questo nuovo decreto aperture o comunque le ultime norme sono norme che ormai, come definiamo da giorni, sono politiche e non servono a preservare la salute pubblica. Una su tutte appunto il coprifuoco. Ieri abbiamo fatto questa piccola provocazione di provare a stare fuori in una delle strade principali della città anche dopo le 22 e abbiamo dimostrato che, se mantenute le distanze e le mascherine come abbiamo fatto ieri, è possibile stare in sicurezza sia alle 21:59 sia alle 22:01. E in più le nostre attività aperte anche oltre le 22 permettono anche alle città di essere più sicure, perché comunque sappiamo tutti quanti che la malavita dilaga dove c'è buio, dove non c'è vita, dove non c'è passaggio. Quindi tenere le nostre attività aperte ha diverse cose positive, appunto da quella di permetterci di lavorare, quindi non rischiare di fallire, a quella di permettere alla gente di venire nei nostri locali, nei nostri ristoranti e combattere la depressione che purtroppo attanaglia molte persone negli ultimi 14 mesi, e in più mantenere sicure anche le città, quindi anche un servizio pubblico. Allora, la possibilità eventualmente, secondo voi, di mantenere il... Pronto? Sì, Andrea, ci senti? Ci Pronto? senti? Vediamo se è caduta la... Pronto? Andrea, noi ti stiamo parlando e ti sentiamo benissimo, mi senti? Pronto? Pronto Andrea? No, allora vediamo se riesci a richiamare. Intanto stiamo aspettando anche di collegarci con Valentina Visentin da Padova, con Gabriella Basso da Vicenza, per capire un po' come sta funzionando questa mattinata di riaperture e insomma, nonostante il tempo non sia dei migliori, come i veneti hanno accolto questa possibilità che viene loro data, mantenendo ovviamente la prudenza che da tutti viene richiesta. Allora io vedo in collegamento
collegamento. Vedo la nostra Lina Paronetto che è in Piazza Indipendenza con Lucio Zanato. Allora io direi di andare subito da Lina Paronetto. Lina, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, eccoci in Piazzetta Indipendenza, siamo in pieno centro a Treviso, un lunedì mattina che notoriamente non è un giorno molto frequentato, però vedete qui Osteria Nanetti tradizionale della nostra città, c'è già gente ai tavolini, anzi c'è chi festeggia la laurea oggi finalmente ai tavolini. Eccoli qua, buongiorno, buongiorno. Il festeggiato, come ti chiami? Giacomo. E Lorenzo. E Lorenzo, eccoli qua. Congratulazioni. Com'è tornare a sedersi ai tavoli finalmente? Bah, in realtà è stato parziale, un ritorno abbastanza parziale. Non si sapeva cosa si poteva fare, era stato abbastanza il primo giorno che si può fare, il primo giorno di laurea, il primo giorno che siamo potuti uscire, quindi è stato un po' strana come cosa, però è comunque divertente. Allora un cincin tra di voi, forza. Sì. Sentiamo qui altre persone. Signora, com'è allora festeggiare al tavolino finalmente all'aperto tra la gente? No, soprattutto finalmente la laurea di mio figlio, una gioia e dai, siamo qui, festeggiamo. Un senso di normalità? Sì, dai, speriamo, per tutti. La laurea in presenza, poi soprattutto una laurea magistrale è un passo importante, deve essere fatta in presenza. E qui a Treviso tra l'altro, abbiamo un'eccellenza qui a Treviso. Per cui siete contenti? Molto, molto, grazie a voi. Grazie. Allora, questi sono i tavolini di Piazzetta Indipendenza, noi ci spostiamo in Piazza dei Signori. Anche lì hanno riallestito naturalmente i tavoli, c'è la pizzeria, c'è il bar Signori Signori, Pizzeria da Pino, insomma hanno occupato una buona parte della piazza perché sappiamo che da oggi si può mangiare sì seduti ma solo all'aperto. Allora, Loggia dei 300, anche qui vediamo che cominciano a sedersi le prime persone. A Treviso naturalmente non è ora di pranzo, è ora dello spritz, per cui ci sono gli aperitivi in questo momento. Devo dire che è uscito un pochino di sole, ma è anche vero che c'è gran vento, vedete dai miei capelli naturalmente che c'è aria, e quindi chi si siede magari lo fa per bere una cosa veloce o insomma qualche coraggioso magari proverà anche a pranzare. Raggiungiamo noi, eccola lì che ci aspetta, Dania Sartorato, presidente della FIPE, quindi gli esercenti di Confcommercio, per chiederle com'è questo primo giorno di riapertura. Eccola qua, buongiorno Dania, ben arrivata, ricordiamo il nome del suo collaboratore. Buongiorno, Michele Pozzabon. Eccoci qua, allora, insomma lo dimostrano i nostri capelli, abbiamo detto, no? C'è un pochino di sole, però c'è gran aria ed effettivamente non è semplice. Sì, in effetti partiamo con una Italia divisa, siamo a nord, quindi una normativa nazionale che penalizza la latitudine evidentemente, ma anche l'altitudine. Abbiamo delle aree qui nel Trevigiano, dai ristoranti del Montello alle colline del Prosecco a Vittorio Veneto, dove ci sono pochi gradi al mattino. È abbastanza difficile partire con una settimana di tempo così anche meteorologicamente appunto instabile. Per cui è una ripartenza che sicuramente da un lato ci rasserena un pochino, perché è comunque un interrompere questo assurdo e incomprensibile da tanti punti di vista stop così prolungato. Ma è una settimana che ovviamente è una ripartenza tra buchi normativi, limitazioni incomprensibili, ecco, anche fantasiose e incertezza meteorologica. Quindi una falsa partenza la potremmo chiamare questa settimana? Purtroppo sì, sarà tutta la settimana caratterizzata da questa incertezza che comunque, va detto, era stata così anche l'anno scorso alla partenza del 18 maggio, c'erano state 2 settimane abbastanza di incertezza nell'uscire, anche la clientela. Quest'anno probabilmente la clientela invece viaggia un po' a braccetto anche con noi gestori, cioè siamo tutti più pronti e più allenati in un certo senso a queste riaperture. Pertanto ecco, ci auguriamo che vada un po' meglio e in tempi più celeri. Ecco, dal suo punto di vista, sempre rappresentante degli esercenti, cosa si sente di dire? Voi aspettate che ci sia anche una riformulazione di questa prescrizione, di questa restrizione? Sì, attendiamo maggiori chiarimenti, abbiamo comunque riscontrato grande intelligenza di gestori, si sono già organizzati tutti per riuscire a in qualche modo rispettare le regole e ripartire con il servizio. Grande calore da parte di clienti che ci chiedono e ci danno sostegno in questi giorni. Aspettiamo il bel tempo, sicuramente le temperature in rialzo e maggiori chiarimenti dal punto di vista del governo.
Benissimo, quindi queste sono le aspettative, insomma, che duri al massimo 15 giorni questo genere di situazione. Allora, a metà le richieste della FIP ad oggi sono 3, principalmente la prima richiesta è di rivedere il servizio al banco, che al momento non è consentito ed è una normativa da un punto di vista della federazione incomprensibile e che abbiamo tuonato contro questo. Questo ha fatto molto arrabbiare i ristoratori e i baristi. Sì, ci rimettiamo tutti da questa limitazione. La seconda cosa è la revisione dell'utilizzo dei posti interni, che evidentemente almeno con magari favorendo il ricambio d'aria, quindi tenendo le finestre aperte, le porte semispalancate, potrebbe avere un senso rispetto proprio al divieto di poter entrare nei locali. E poi la terza limitazione ovviamente è quella del coprifuoco, che però in questo momento sembra il male minore, perché si vorrebbe almeno cominciare a ripartire di giorno. È prevista con ogni probabilità una revisione di queste limitazioni dalla metà di maggio, data in cui appunto, come si diceva già lo scorso anno, avevamo riaperto senza nessun tipo di compromesso, posti interni eccetera e orari, quindi ci aspettiamo che ci sia un esito favorevole delle nostre richieste entro metà maggio. Sì. Per il momento ci godiamo, possiamo dire così, quantomeno la vista, no, dei tavolini. Siamo nel cuore di Treviso, naturalmente qui si comincerà a mangiare più tardi, è chiaro. Il tempo sta dando una piccola tregua e speriamo che almeno sia di incoraggiamento per questi esercenti. Direi che da Treviso per il momento è tutto. Se avete bisogno, io e Lucio Zanato saremo in giro a vedere come va la situazione. Vi restituisco la linea. Benissimo, grazie a Lina Paronetto, che da Piazza Indipendenza si è spostata a Piazza di... Buon lavoro a te, a Lucio Zanato. Andiamo allora subito a Vicenza, dove per noi c'è Gabriella Basso, per vedere un po' anche come Vicenza è ripartita. Sappiamo che hanno riaperto anche i musei questa mattina. Buongiorno Gabriella. Sì, buongiorno a te Anna e telespettatori di Antenna 3. Siamo qui in Piazza dei Signori a Vicenza sotto un cielo plumbeo. Adesso in questo momento è calato il vento, ma da questa mattina ovviamente le temperature sono scese, fa freddo. I tavoli, come a Treviso, anche a Vicenza, sono tutti disposti, sono pronti ad accogliere i clienti, e anche qualche cliente c'è obiettivamente che, nonostante le temperature, nonostante il vento, ha deciso di premiarsi e scendere appunto a bere un caffè o a prendere l'aperitivo. Molti in questo momento stanno prendendo l'aperitivo, quelli che sono seduti ai tavoli. Gli esercenti sono, diciamo, un po', è una partenza sottotono ovviamente, per il tempo, per il fatto che c'è comunque il coprifuoco, perché comunque sono un po' titubanti, hanno paura ancora che ci sia un tira e molla, cioè di aprire magari tra 15 giorni e tornare indietro. C'è sempre questa remora dietro, e quindi sono abbastanza sul chi va là, in un certo senso, quello che anche il sentore, chiaro, contenti comunque di aver aperto, certo, assolutamente. È chiaro che il tempo non aiuta. Oggi poi è lunedì, quindi anche i negozi sono chiusi o pochi sono aperti, qualche catena, ma in città insomma non c'è grande movimento in questo momento. La giornata in sé non porta tanta gente nelle piazze di Vicenza. Certo, poi è un lunedì, vediamo insomma i tavolini vuoti alle tue spalle. Fa un certo effetto. Adesso provo, vediamo se riesco anche a farvi vedere, girando magari, faccio... Sì, scusate, benissimo. Quello che riesco a farvi vedere ovviamente, girando lentamente, vedete, in questo momento è tornato di nuovo anche il vento, ma non c'è tantissima gente, la piazza è abbastanza vuota, però ribadisco, è lunedì e quindi questo incide moltissimo anche sugli affari dei bar. È chiaro che se ci fosse stato il sole sarebbe stato più semplice. Alcuni bar ci dicono: sono venuti i nostri clienti tradizionali, sono venuti a salutarci, e quindi anche questa è una cosa positiva, perché i clienti non hanno abbandonato i baristi. Alcuni addirittura sono venuti proprio per dare loro, facendo qui appunto l'aperitivo o il caffè, anche dare un sostegno agli esercenti in qualche modo. Grazie Gabriella, andiamo a Padova ora da Valentina Visentin. Grazie, buon lavoro, buona continuazione, ciao. Valentina, ciao, buongiorno. Allora, da Padova, dove questa mattina tra l'altro c'è stata una manifestazione dell'APPE, no? L'Associazione dei Pubblici Esercizi.
Infatti io sono qui in via Venezia, che è stato uno dei punti principali dove si è svolta la manifestazione. Non so se riuscite già a vedere le prime immagini che ha raccolto questa mattina il collega Francesco Rattai. Qui in via Venezia uno dei punti della manifestazione, altri 4 in giro per la città, tutte strade strategiche in entrata e uscita da Padova, pentole e mestoli utilizzati da baristi e ristoratori di Ape Padova, che riunisce i pubblici esercizi della città per protestare contro quella che loro hanno definito una falsa riapertura, contro la possibilità di mangiare solo all'aperto, perché dicono molti ristoranti non hanno il plateatico, hanno pochissimo, oppure hanno un plateatico molto piccolo, e quindi comunque il numero di coperti è talmente ridotto da non poter garantire il guadagno sperato con la riapertura, e poi anche contro il coprifuoco delle 22, insomma tanti i nodi e le questioni che non vanno bene ai ristoratori, che oggi dovrebbero ricominciare. Anche qui a Padova purtroppo il tempo non è clemente, c'è aria, c'è vento, quindi è freddo, la giornata insomma diciamo non è quella ideale per pranzare all'aperto. Adesso anche noi stiamo andando a vedere in Piazza delle Erbe insieme al collega Federico Cibotto com'è la situazione, visto che diciamo è il punto più caratteristico della città, dove ci sono tantissimi tavolini. Vedremo un po' come sta andando. Di sicuro oggi la giornata non promette molto bene. Città però che riapre, visto che questa mattina verso le 11 è stata riaperta la grande mostra su Van Gogh al Centro Culturale San Gaetano, con la speranza insomma che possa riaccogliere tantissimi visitatori che in questi mesi avevano già prenotato il loro biglietto. Grazie Valentina, anche perché di cultura abbiamo bisogno. Grazie, buon lavoro a te e a Federico Cibotto. Grazie a voi. Allora, avete visto, no? Un lunedì di speranza ma anche di protesta, e chi invece le speranze ormai le ha dovute abbandonare sono i titolari dei parchi tematici. Avete visto la roadmap delle aperture, spiega che cosa si potrà fare a partire da oggi. Gli ultimi, davvero gli ultimi a poter ripartire, sono i parchi tematici. In Veneto ne abbiamo uno grandissimo, conosciuto in tutta Italia e che attrae tantissimi turisti, responsabile di un enorme indotto di tutta la zona del Garda, ovvero Gardaland. Allora ci colleghiamo con il direttore generale Parchi Gardaland, Danilo Santi. Danilo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccola Danilo, allora lo abbiamo collegato via Skype e abbiamo anche delle immagini di Gardaland. Possiamo dire che per voi è stata una doccia fredda? Una doccia freddissima e diciamo una decisione anche inspiegabile, perché siamo un parco che svolge la sua attività prevalentemente all'aperto e non capiamo quindi, visto lo scarsissimo pericolo di contagio, non capiamo come mai non siamo riusciti ad essere fatti riaprire insieme a tutti gli altri che stanno riaprendo adesso all'aperto, e invece siamo stati considerati e paragonati ai cinema, alle palestre, nonché ai congressi e alle fiere, cosa che secondo noi è inspiegabile, inaccettabile e razionalmente non ha motivo di esistere. Senta Danilo, stiamo vedendo un po' l'apertura dello scorso anno. Come vi siete regolati lo scorso anno? Poi lei dietro le quinte ci raccontava che è andata bene, molto bene, non ci sono stati contagi, avete attivato un protocollo ad hoc, eppure non è bastato. Assolutamente, l'anno scorso noi al 12 giugno con grande fatica, con grande difficoltà, ma con tutta la passione che abbiamo messo nel protocollo di 250 pagine che norma e regola qualsiasi attività all'interno del parco, siamo riusciti ad aprire al 12 di giugno, grazie all'interessamento straordinario del nostro governatore Luca Zaia, perché attraverso di lui l'anno scorso finalmente siamo riusciti ad aprire. Abbiamo fatto 4 mesi, siamo riusciti ad arrivare al 25 di ottobre senza nessun contagio. Abbiamo ospitato all'interno del parco centinaia di migliaia di visitatori e non abbiamo avuto nessun contagio, per cui non riesco a capire, sulla base di questa esperienza dell'anno scorso, come mai quest'anno noi non siamo stati inseriti nell'apertura del 15 maggio, che questa è la nostra aspettativa e ci stiamo preparando proprio per questo. Apertura 15 maggio e lo chiediamo fortemente. Quindi insomma voi auspicate, come peraltro in tanti in questa fase, auspicate quella sorta di tagliando che il governatore Zaia ha chiesto al governo, cioè d'accordo, però valutando anche i dati epidemiologici dobbiamo permettere di poterlo rivedere, no? Quindi voi auspicate che ci possa essere un'anticipazione. Aprire a luglio in termini di ricavi, di indotto, che cosa significherebbe anche per tutta la zona del Garda?
ma potrei definire un impatto devastante, nel senso che noi già l'anno scorso abbiamo perso il 75% del fatturato. Lei immagini quest'anno praticamente ripetere la stessa stagione sarebbe insostenibile anche per Gardala, ma si immagini, e immaginiamoci tutti, la ricaduta sull'indotto. Ci sono 3.500 strutture che gravitano intorno al nostro parco divertimenti, quindi tutto il Basso Lago, che dà lavoro a circa 10.000 dipendenti, oltre ai 1.500 nostri. Cosa in questo momento possono pensare se Gardaland aprisse il 1° di luglio? Non hanno una prospettiva, nessuno può aprire campeggi, B&B, hotel, ristoranti, ma di che cosa potrebbero vivere? Sì, vero, il turismo tedesco, ma il turismo, lo sappiamo, quest'anno sarà fortemente penalizzato, quello internazionale, quindi a maggior ragione siamo un traino importantissimo. Grazie Danilo per questo passaggio, questa testimonianza, un tema delicatissimo. Ci aggiorniamo ovviamente in corsa nel caso ci fossero buone notizie anche per voi. Grazie e buon lavoro a tutta la squadra di Gardaland, arrivederci. Grazie, bocca al lupo a tutti noi. Allora noi andiamo in pubblicità, pochi secondi, poi ci collegheremo con Nicola Palumbo, consulente aziendale, per capire anche il peso economico di questa parziale riapertura, e poi vi ricordo che alle 12:30 è convocata anche per oggi la conferenza stampa all'unità di crisi di Marghera, in diretta ovviamente con il presidente Luca Zaia. Tra poco. Buongiorno, ben ritrovati, 12:24, ci colleghiamo subito con Nicola Palumbo, consulente aziendale che da tempo collabora con le nostre dirette. Nicola, abbiamo commentato in tutte queste settimane il peso delle chiusure. Oggi qual è secondo te il peso di questa parziale riapertura e come ti poni anche di fronte un po' alle richieste di molti commercianti? Io so che su Montebelluna tu hai fatto un intervento anche legato ai plateatici, che sono fondamentali in questa fase, evidentemente. Certo, senza ombra di dubbio. È chiaro che queste aperture, seppur parziali, danno una serenità mentale più che economica, credo, perché comunque ci sono tanti bar e ristoranti in genere che non possono avere la possibilità di stare fuori per conformazione del locale stesso. È comunque un'indicazione di serenità che spero che non sia reversibile, spero che non si torni più indietro. Chiaramente non dipenderà solamente dal fatto, ma dai contagi, dall'emergenza, dagli ospedali, da tutto quello che purtroppo ormai sappiamo bene essere impattante sulla nostra vita. Io sono convinto che non appena, oggi purtroppo no, ci sarà il bel tempo, le persone usciranno. Anche i giorni scorsi, nonostante si fosse ancora in fascia arancione, tante persone sono andate fuori, sono andate in piazza, hanno preso un asporto per consumarlo in compagnia. Mi aspetto un'onda di persone che ha giustamente e comprensibilmente voglia di tornare alla propria vita, e questo deve essere, a mio avviso, messo in ordine con una concessione e un'estensione di plateatici che in tante città, anche a Montebelluna, verificato questa mattina, si sta portando avanti, e che potrà comunque dare una maggior puntualità agli interventi di apertura. Dobbiamo fare in modo che le persone possano stare fuori quanto più possibile, perché in ambiente esterno ci si contagia poco, e dare una mano a quei settori che stanno proprio oggi forse rivedendo una luce dopo tanti mesi. Grazie Nicola, grazie. È arrivato già il presidente Zaia, quindi ci dobbiamo congedare, andiamo a sentire i dati sui contagi. Grazie, arrivederci Nicola. Arrivederci, grazie. I tamponi sono esattamente molecolari 4.939.000, si tolgo a rotondo, diciamo, no? E i tamponi rapidi sono 4.256.000. In totale abbiamo fatto 9.195.000 tamponi ad oggi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 535, che rappresentano il 4,81% di 11.120 tamponi. Vi ricordo che siamo lunedì, quindi lunedì abbiamo sempre dei dati che non sono da prendere, diciamo, come dati precisissimi. Il numero dei positivi da febbraio è 408.365.
Numero dei positivi oggi in Veneto sono 23.507. Ricoverati totali 1.540, meno 19. Continua il calo dei ricoverati. I 1.540 sono così distribuiti: 1.325 meno 20 nell'area non critica e 215 più 1 nelle terapie intensive. Terapie intensive che sommate ai non Covid, che sono questi, fanno 473 in totale. Posto? Totale dei morti più 10 nelle ultime 24 ore. Totale dimessi 20.192. Alcune considerazioni prima di passare dopo la parola al dottor Rosi. Buongiorno. Allora, prima considerazione, l'ho anche detto, l'ho scritto nella lettera così aperta. Noi oggi iniziamo un nuovo percorso, no? Che è quello di non avere più la restrizione, o quantomeno buona parte delle restrizioni che governavano e scandivano la nostra quotidianità. Non puoi uscire dal confine comunale, puoi andare a fare attività sportiva da solo, mascherina, non mascherina, tutta questa storia qua, e si passa ovviamente alle responsabilità individuali, no? A una responsabilità che da quella delle restrizioni, quindi collettiva, viene in capo ad ognuno di noi. Se è vero quello che scrivono gli studi scientifici, che mascherina, evitare l'assembramento e igiene delle mani è come fosse un lockdown, è altrettanto vero che se a volte ci tocca avere restrizioni per piegare la curva è perché magari qualche regola la dovremo, come si dice, rispettare ancora di più. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che questa fase di convivenza, che io condivido, è necessaria. Spero che ne veniamo fuori imboccando la strada giusta, no? Perché voi capite che davanti abbiamo un bivio, no? Un calo ancora dei contagi, se ne esce, si apre l'estate, nel frattempo dietro c'è il plotone delle vaccinazioni e ne abbiamo già fatto 1,5 milioni, cioè vuol dire che un terzo dei veneti più o meno, aventi il titolo di essere vaccinati, sono già stati vaccinati almeno per una dose. Questa è un'altra notizia, no? Anche avevo visto che c'è chi fa l'iniezione al 1.000.000, sta roba, io non ho mai pensato a queste robe. Diciamo che abbiamo un terzo dei veneti che sono vaccinati. Quindi una via, quella di uscirne agevolmente, sperando che non ci siano sorprese, e quindi dietro abbiamo le vaccinazioni che procedono, oppure quella del ricadere in questo incubo. Io spero di no, ma noi dobbiamo metterci tutti d'impegno. Guardate, poi come dico, come scrivo sempre, nessuno ha la sfera della verità in mano. Magari ce l'avessimo avuta il 21 febbraio 2020, avremmo magari riscritto la storia in un'altra maniera. Non dico che si naviga a vista, dico semplicemente che abbiamo capito che i vaccini stanno funzionando. Poi il dottor Rosi, fra l'altro, vi darà anche un'immagine plastica di come stanno funzionando nelle terapie intensive. Anticipo solo un dato: sono solo 8 gli ultra ottantenni presenti nelle nostre terapie intensive. 8. Ho sbagliato il dato? No, sì, che sono entrati in aprile. Sì, entrati in aprile, 8. Cioè, capite cosa significhi vaccinare. E dall'altro anche protocolli di cura che sono ovviamente implementati, maggior conoscenza di quello che è questo virus, ma non totale conoscenza. L'unico elemento oggi che possiamo avere, che può avere un piccolo punto di domanda, ma io voglio ancora essere, come si può dire, predisposto positivamente al fatto che non sia un problema, spero che non lo sia, è quello delle varianti. Peraltro vi annuncio che oggi abbiamo i primi due pazienti a Bassano, 2 indiani,
padre e figlia con la variante indiana. Se le varianti arrivano tutte, ce ne sono migliaia, non so quante varianti ci siano. Adesso avremo ulteriormente questa novità e affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, però insomma si va avanti. Sulle vaccinazioni ci servono vaccini, vi annuncio, e questo ci tengo a sottolinearlo, che fondamentalmente vediamo che si arriva a un momento di stallo dal 70 al 75%, nessuno è arrivato al 75% delle vaccinazioni degli over 70, c'è la dottoressa Bonavina della 8 che è arrivata al 72%, si stanno un po' tutti avvicinando nei prossimi giorni al 65-70%, però dopo abbiamo verificato, già accade un po' in tante halls, che quel 30% che ci manca è tanto difficile da aggredire, perché non c'è disponibilità a vaccinarsi, perché c'è tutta una serie di motivi, per cui proprio per questo motivo, pur lasciando sempre aperte le agende agli over 70 e quindi anche agli over 80 e tutto quello che viene dopo andando in su d'età, da giovedì si vaccineranno anche gli over 60. Da giovedì anticipiamo dal 3 maggio, anticipiamo da giovedì in tutte le URSS. Io parlo a nome di tutte le URSS. No, è sempre tutte le URSS. Allora, attenzione che poi non ci siano incomprensioni. Dalle ore 14 di oggi, sperando che tutto funzioni, e se no ragazzi provate le 6, le 15, le 16, le 17, a un certo punto sarà tutto perfetto, ma mi ha garantito che funzionerà. Dalle ore 14 di oggi, presso qualsiasi ULSS della Regione del Veneto, gli over 60, cioè chi ha più di 60 anni, si può prenotare e il primo appuntamento utile in agenda, se è fortunato, lo troverà già giovedì, se no sarà venerdì, sabato, domenica, martedì, lunedì, insomma si va avanti perché l'agenda sarà sufficientemente aperta. Abbiamo chiesto una performance diciamo importanti da giovedì, visto e considerato che dovrebbero arrivare un po' di vaccini, quindi arrivando vaccini giovedì, avendo più o meno 200.000 dosi a disposizione, cerchiamo già di dare una cura da cavallo anche a questa fascia di età. Restano aperte le agende per i vulnerabili, per i fragili e ovviamente per i caregiver, stiamo parlando per gli accompagnatori in generale, che sono ovviamente all'interno di quella fascia d'età over 60, sempre col solito principio di prima, no? 60, perché abbiamo aperto fino a 60, quindi dilatiamo fino a 60. Appello ai settantenni, cioè a chi ha più di 70 anni, dai 70 in su. Le agende sono aperte, prenotatevi, se non avete ancora fatto la vaccinazione e avete difficoltà a prenotarvi direttamente da casa, potete rivolgervi a qualsiasi farmacia che vi fa la prenotazione, oppure magari semplicemente anche con l'aiuto del vicino di casa, di un nipote, di un figlio di qualcuno, oppure anche i carabinieri, che ringrazio, che anche loro so che si danno da fare per le prenotazioni, o qualche associazione di volontariato. Insomma, la roba più banale, se uno non c'ha nessuno e non riesce a usare il computer o non ce l'ha per prenotarsi, va in farmacia, ma so che ci sono i comuni con i servizi sociali eccetera, uno va in farmacia, si prenota. Appello a chi ha più di 70 anni di provvedere alla vaccinazione da qui alle ore 14, peraltro l'agenda è ancora aperta solo per gli ultra settantenni. Dopodiché dalle 14 è ovvio che chi è rimasto indietro perché non ha voluto prenotarsi, perché guardate, ringrazio i sindaci, abbiamo utilizzato i sindaci, abbiamo utilizzato tutti i canali eccetera, ovvio che se qualcuno volesse prenotarsi si vaccinerà, però noi dobbiamo anche pensare alla nostra capacità vaccinale, che può arrivare a 30-40 mila vaccini al giorno se avessimo vaccini, e quindi dobbiamo aprire agende, perché non è che possiamo stare lì fermi, bloccati, aspettare chi non arriva. Quindi abbiamo deciso di anticipare di qualche giorno, quindi i dati che vi abbiamo dato l'altro giorno, venerdì, sono un attimo anticipati, diciamo che rispetto all'apertura delle agende di una settimana, perché era il 3 maggio e si anticipa ad oggi, rispetto alla vaccinazione sono
4-5 giorni prima. Speriamo, se arrivano vaccini, di performare ancora meglio e di anticipare ancora di più gli over 50. Il mio obiettivo massimo sarebbe di riuscire, non so se ce la faremo, vaccinare anche tutti gli ultra cinquantenni, cioè chi ha più di 50 anni. Attento, no, basta che tu scavalli quel... Grazie, eccola, perfetto, puoi tirare quanto vuoi. E gli ultra cinquantenni prima dell'estate, questo potrebbe essere un bel obiettivo, magari aprendo anche l'agenda dei 40-49. Insomma, stiamo correndo, grazie per l'aiuto che ci darete, per l'appello ai settantenni di vaccinarsi, perché ad esempio l'ULS di La 3, quindi stiamo parlando della Serenissima, ha vaccinato il 48% di ultra settantenni, però ha già prenotato un altro 18% da qui a giovedì, per cui arriverà anche lei a una percentuale oltre il 60% di vaccinati, abbondantemente. Però insomma faccio appello ai settantenni che ancora non si siano prenotati, che si prenotino, e ricordo gli ultra sessantenni e che più di 60 anni dalle ore 14 di oggi potete iniziare a entrare nel sito, andare in farmacia o farvi prenotare, perché da giovedì iniziamo anche con la loro categoria. Io non aggiungerei altro, lascio la parola per le domande. Oggi abbiamo fatto, come avete visto, quasi 19.000 vaccinazioni, abbiamo pochi vaccini e stiamo accantonando perché siamo terrorizzati sulla mancanza di arrivi, magari per i richiami, per cui stiamo un po' accantonando, ma siamo sempre la prima regione d'Italia per vaccinazioni. Tosato, cominciamo il giro, chi vuole intervenire? Buongiorno. Qualche ragguaglio di più su questa comparsa della variante indiana? No, abbiamo... Si tratta di persone ricoverate all'ospedale. Indiani, no? Rientrati dall'India, sono cittadini di origine indiana, anzi indiani, rientrati dall'India, stiamo parlando dell'US di Bassan, della Pedemontana, e padre e figlia, variante confermata variante indiana dall'istituto zooprofilattico. Ho parlato stamattina con la dottoressa Ricci, il direttore. Non erano bloccati? Non ve lo so dire, cioè... Voi dall'India, no? Prego? Non ho capito, perché non vedo, sento parlare... È una decisione di ieri, sì, sì. Sì. Quanti erano ricoverati? Ah, non lo so, ma immagino che comunque se per aver processato i tamponi oggi, chissà, sono giorni sono. Ecco, una cosa invece che riguarda il decreto in vigore. Sì. Ci sono ristoratori che chiedono cosa devono fare in caso di maltempo con i clienti all'aperto. Altri ristoratori di Bibione stamattina hanno segnalato molte disdette legate al coprifuoco. Resta sempre in piedi questa possibilità di una revisione a metà maggio che si era ventilata? Guarda, noi da oggi ci troviamo ad applicare questa nuova legge, perché il decreto è una legge, no? È una legge sulla quale i governatori hanno fatto le loro osservazioni, che non sono state accolte. Adesso io immagino che il buon senso ci porti a dire che intanto immagino si vedrà la situazione e l'evolversi dell'infezione di questa pandemia nei prossimi giorni, nella prossima settimana, insomma vedere da qui a una settimana, 10 giorni dopo. Non ho ben capito se abbiano intenzione di fare un tagliando al decreto oppure se si vada a scollinare il 1° di giugno. Questo non è dato a sapere in questo momento. Come devono comportarsi i ristoratori in caso? Guardate, la legge fatta dal governo è chiara, cioè dice ristorazione all'aperto. Quindi immagino già che se facessimo un quesito a Roma ci direbbero all'aperto vuol dire 4 lati aperti, sotto un ombrellone o sotto un riparo. Mi rendo conto che non si fa ristorazione così, cioè è inutile che ci giriamo tanto attorno ai discorsi, soprattutto questa settimana penso sia difficile per la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità dei ristoratori, con queste temperature pensare di poter, e con questo meteo pensare di poter mangiare fuori.
Dopodiché c'è stato visto dibattito, ho letto come voi il fine settimana sulle 22, no? Allora, mi sembra di aver capito che il governo non approva lo sfollamento, cioè dire alle 22 ti alzi da tavola e c'hai la famosa mezz'ora, un'ora, quello che è per raggiungere casa di sfollamento, non esiste. Quindi vuol dire che per essere a casa alle 22, nella migliore delle ipotesi ti alzi 5 minuti prima perché abiti sopra il ristorante, nella peggiore devi alzarti anche un'ora prima. Anche 2 ore prima, dipende dove uno va al ristorante dopo, 8 ore prima, non so, non ci va proprio. Un'ultima cosa. Prego. Questa sera andrà in onda una puntata di report riguardante la sanità del Veneto. L'elemento, diciamo, di critica, un po' di polemica di questa puntata, che per altri versi riconosce invece la bontà di tante iniziative e di tante operazioni del Veneto, si sostiene che nel periodo di novembre i positivi siano stati considerati asintomatici di default. Non sono in grado, cioè questa è una risposta, è una domanda che dovete fare a chi faceva questo lavoro, non è mestiere nostro. Guarda, non so, Report è una trasmissione che fa approfondimenti, che segue le tesi, giustamente è una trasmissione giornalistica, no? È venuta anche da noi, come avviene spesso, noi non abbiamo mai rifiutato mai interviste. Non so come sarà la trasmissione, però insomma, mi sembra che la situazione di quei mesi sia cristallizzata. Dopodiché ricordo, ma non mi riferisco a Report, che l'adagio di far pensare ai cittadini che la politica, che Zaia e Lanzarin decidano anche che farmaco fare iniettare per curare uno in terapia intensiva vuol dire proprio essere di Lazzaroni, ripeto, ma non mi riferisco a Report, che sia chiaro, perché allora si faceva passare l'idea che qua 2 persone decidevano anche quante pasticche dare a qualcuno. Avete un medico, poi il dottor Rosi, chiedete se la politica poi, anzi non deve proprio, cioè noi non è che giriamo dicendo le terapie intensive si gestiscono così, positivi. A me arriva il bollettino, devo dire, non so neanche chi lo scrive il bollettino, tanto per avere un'idea. Cioè, la macchina, queste sono attività dei dirigenti, non nostre. La ringrazio. Prego. Ma ad esempio, Filippo, lo dico perché vedo che ancora c'è qualche d'uno che continua questa roba, no? Che la storia di i morti di Covid, magari un giorno chiameremo la dottoressa Russo, la chiederemo una volta per tutte, c'è una modalità di classificazione. Io l'ho sempre detto, quella è la legge che era prevista, dopo uno può contestarla, ma non pensare che sia la regione che decide di gonfiare le tabelle perché abbiamo le strategie, dobbiamo rendere conto a quelli sopra di noi che hanno da divorare i cervelli delle persone. C'è una legge nazionale, anzi penso siano delle linee guida, e anzi inviteremo la dottoressa Russo, che è colei che poi scrive le circolari e vi spiegherà, perché se la chiedete di spiegarla a me non sono in grado di spiegarvela, perché non compete a me a star lì a fare la classificazione del morto Covid o non Covid, e la chiariamo anche questa per la milionesima volta. Vedo che c'è ancora chi scrive che è tutta una strategia, vabbè. Sì, infatti viviamo le strategie qua. Il retropensiero è un po' questo, no? Cioè che i positivi sono stati catalogati tutti come asintomatici di default, le terapie intensive sono state gonfiate, il tutto per restare in zona gialla. La teoria è questa, insomma, la tesi di fondo, lei sa che è questa. Sentite, premesso che tutti questi dati non competono a noi ma competono ai dirigenti, vuol dire accusare i dirigenti. Fatto, ok? Fatto? Grazie. Guidone, Radio Wellness. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ci scrivono dei conviventi di persone estremamente fragili, estremamente vulnerabili, che dicono di non riuscire ancora a prenotare il vaccino. In particolare ci scrive una persona che fa riferimento all'ULSS numero 4, convivente di persone estremamente vulnerabili, chiede che cosa può fare. Prego.
Allora, per i conviventi degli estremamente vulnerabili non sono tutti i vulnerabili, perché noi abbiamo 200.000 vulnerabili circa, con chi ha problemi respiratori, chi ha problemi cardiocircolatori eccetera. Ci sono solo alcune categorie che è garantita in via prioritaria la vaccinazione per i conviventi, che sono gli oncologici, i trapiantati, quelli con, mi sembra, malattie di immunodeficienza, insomma queste tipologie qua. Oggi noi l'abbiamo già detto, mi sembra che abbiamo dato anche la comunicazione la settimana scorsa, che per i conviventi, allora noi vacciniamo il fragile, il super fragile, nel momento in cui viene vaccinato si registrano i nomi dei conviventi e per il momento, proprio per cercare di aggredire i target di età, che sono quelli che corrono più rischio, vacciniamo solo quelli che rientrano conviventi in quel target di età, quindi finora vaccinavamo i conviventi dai 70 anni in su. Adesso vaccineremo i conviventi che devono essere vaccinati perché rientrano nella priorità di queste categorie che dicevano, dai 60 anni in su da giovedì. Quindi probabilmente può essere che ci sia una persona che è più giovane e non è stata vaccinata adesso solo per una scelta di aggredire le fasce di età, quelle che sono più a rischio. Ho capito. Una seconda domanda volevo porle, Presidente. Se condivide la scelta del governatore della regione Campania De Luca, che ha chiesto un aumento delle forze dell'ordine in regione per essere più capillari nei controlli. Se lei prevede che questo sarà necessario anche in Veneto. Cioè, io non ho mai creduto in uno stato di polizia, nel senso che si debba gestire il rapporto con i cittadini, con i manganelli o con la forza. Penso che qui si debba semplicemente renderci conto che, come si può dire, che la scorciatoia penalizza per primi noi stessi, cioè non porti la mascherina, ti può andare bene ma ti può anche andare male e anche malissimo, appunto. Dopo il dottor Rosi vi dirà anche le fasce d'età che entrano in terapia intensiva. Cioè, e poi sapete, stiamo parlando di Covid, uno non gioca solo con la sua vita ma gioca anche con quella degli altri, e quindi c'è anche un tema etico sul quale... Dopodiché se questo, per gestire questo rapporto con i cittadini, qualcuno abbia bisogno dell'esercito, io dico che in Veneto no. In Veneto le forze di polizia che abbiamo sono sufficienti, se decideranno di controllare di più o fare attività, diciamo, di moral suasion, che a noi piace di più dire sta roba piuttosto che stare là a far multe, lo farà, però insomma, che noi chiediamo poliziotti per controllare i veneti, no. Poliziotti, scusatemi, forza dell'ordine più corretto. Ecco, un'ultima domanda che riguarda il coprifuoco. Il Veneto, come sappiamo, è una regione a forte vocazione turistica e sono anni che si discute del fatto, cioè che si dibatte sul fatto che gli italiani hanno l'abitudine di prendere le ferie quasi sempre, quasi tutti ad agosto, e questo viene considerato una cosa negativa e che sarebbe meglio spalmare anche negli altri mesi estivi. Ma come si fa a incoraggiare le persone ad andare in ferie a giugno o luglio con il coprifuoco alle 10? Di questo ne abbiamo già parlato. Il tema del coprifuoco è sicuramente, io parlo del turismo adesso, che poi non voglio vedermi ancora post di Zaia non ha rispetto della sanità, no, io ho rispetto di tutti, ma dico, se me lo chiedete turisticamente parlando, il coprifuoco è un fattore limitante per fare turismo. Non sto dicendo che non c'è un problema del virus, perché inutile che continuate a mettere le mie risposte e non fate sentire le domande dei professionisti, perché allora forse i cittadini verrebbero presi meno in giro nel vedere le mie risposte. Allora, se tu mi chiedi cosa pesa per il turismo, dico il coprifuoco, io non andrei, questa è la frase che ho detto, ridico, chi è che va in vacanza dove c'è il coprifuoco? Nessuno. Dopo il coprifuoco serve o non serve? Ne prendo atto che c'è una legge che oggi lo impone. Prendo anche atto che noi tutti i governatori avevamo chiesto almeno fino alle 23 in questa fase, non è stato accettato, punto. Però se pensiamo, se uscissimo dall'emergenza totalmente, pensassimo che durante l'estate possa restare un coprifuoco, dico che far turismo è veramente difficile. Grazie. Prego. Cristina Giacomuzzo, poi Ranzan, poi Bonet.
Buongiorno. Presidente, le volevo chiedere se può dirci qualcosa in più sulla variante inglese, qualche feedback dall'istituto zooprofilattico, per esempio, è più o meno variante, scusate, indiana, è più o meno pericolosa rispetto a quella inglese? Ma guardate, noi abbiamo il retaggio di allora, il retaggio culturale qual è nostro ormai, che è un assunto. Avevamo un virus che non c'è più. Il virus, passando di ospite in ospite, muta, fa sempre delle micro variazioni del suo fenotipo e quindi ha delle modificazioni che vengono comunemente chiamate varianti, no? Abbiamo lasciato la nostra vecchia variante, siamo passati per l'estate, abbiamo avuto questo esordio di questa variante definita estiva che dava tanti asintomatici, ve lo ricorderete. Poi abbiamo iniziato l'autunno e lo spauracchio dell'autunno, il terrore dell'autunno è stata la variante inglese. È passata anche la variante inglese perché ormai è ubiquitaria, adesso c'è questo esordio della variante indiana. Cioè, la domanda che si fa la signora Maria, che è quella più giusta, è dire: ma ogni variante è una volta un'occasione nuova per infettarsi? Punto di domanda. Questo lo dovete chiedere agli esperti che si prodigano dei consigli tutti i giorni. Questa è la domanda che rispondo. Ogni volta che c'è una variante, a me sembra di no, prima roba. Seconda roba, ma davanti alle varianti i vaccini rispondono? A tutt'oggi sembra di sì. Terza domanda, i test che facciamo riconoscono le varianti? A tutt'oggi sembra di sì. Ricordo gli attenti che ho sempre detto a tutt'oggi. Queste sono le cose che gli scienziati devono dire ai cittadini. Allora, noi che siamo dall'altra parte della barricata con i cittadini, siamo chiamati a gestire la sanità e noi stiamo gestendo la sanità. Al momento non ci sono allerte rosse, non c'è niente, stiamo cercando di accompagnare la situazione che stiamo per ora gestendo senza grossi allarmi. Tutto qua, perché non possiamo neanche continuare a mettere ansia per ogni roba che accade. Per questo ho voluto dirvi della variante piuttosto che poi ne venga fuori stamattina c'è stata comunicata senza tanta ansia, abbiamo anche l'inglese, ma poi avremo anche la sudafricana, tutto quello che arriva passa. No, ho verificato, non sono in ospedale, sono in isolamento a casa, quindi non sono in condizioni da essere ricoverati, quindi sono in isolamento fiduciario a casa, USL Pedemontana, distretto 2. Quindi con i sintomi ma non gravi. Vi ricordate a dicembre quando ci fu la famosa selezione delle 8 varianti in Veneto, che tutti dicevano ma Zaia tira fuori queste robe per le scuse? Sì, ho capito le scuse, però la verità è che è accaduto che 5 erano nazionali ed erano sul database nazionale, 5 varianti, 3, una era l'inglese e 2 erano tipicamente venete. Ad esempio, se tu vuoi studiare una roba, io dico sta roba di queste 2 varianti venete, che storia avevano? Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, però i nostri dati veneti tramite lo zooprofilatico sono tutti caricati nel database nazionale, perché poi è un momento di scambio, no? Per vedere. Vi posso anche aggiungere che ci sono altri 2 pazienti, peraltro in valutazione sempre per variante inglese, hanno delle modificazioni che variante indiana, hanno delle modificazioni che potrebbero ricondurre a questo, ma ancora non sono chiari. Sempre lì nella zona? No, non sono indiani. Però sono... Sì. E sono in zona? In Bassano? Sì, no, non sono a Bassano, non c'entrano niente, no. Ma guardate, se penso che andremo, se ne sono 2, e questo virus ci ha insegnato che ormai ce ne sono molti, se ce ne sono già 2. Una curiosità, padre e figlio sono tutti e 2 adulti? Padre e figlia. Padre e figlia adulti, tutti e 2, ok, non sono minori. Parlando di vaccini, Figliuolo aveva dato la data del 29 aprile per arrivare a 40.000 dosi. Ci vogliono i vaccini? Bravo, infatti le volevo chiedere, lei diceva che già ce ne sono pochi, ci fa un po' quanti ne avete adesso, quanti dovrebbero arrivare a settimana, se c'è il rischio di rallentamento concreto da qualche parte, anche se si vuole aprire il sessantennio? Allora ne abbiamo 134.000 stamattina. No, sì, ma gli arrivi... gli arrivi sono 19.000 di Moderna che arrivano tra oggi e domani. No, oggi arrivano. Sono in viaggio. Sono già in viaggio. 10.000 di AstraZeneca tra oggi e domani e i 170.000, mi sembra che siano 170.000 di Pfizer mercoledì, quindi utilizzabili da giovedì. Per questo partiamo da giovedì con gli over 60. Fra l'altro AstraZeneca e Moderna sono già in viaggio.
quindi arrivano verso, mi ha mandato adesso il messaggio, ve lo dico in anteprima. 134 al magazzino. E 134 al magazzino questa mattina, quindi sono già meno adesso che stanno vaccinando. Sono già arrivati di fatto, 10.000 Astra e 19.000 Moderna. Sì. E mercoledì Pfizer. Ah sì, considerate che AstraZeneca stiamo accantonando per i richiami. È stato distribuito, no, non c'è in arrivo. No. È arrivato, sì, l'abbiamo già distribuito, sì, 14.650 era. Domande ragazzi? Allora, ancora? Sì, un'ultima cosa, chiedo scusa, un primo feedback se ce l'ha di questa giornata di rientro a scuola per i ragazzi dell'aumento di rientro a scuola. Ho sentito la vicepresidente prima, De Berti, fondamentalmente attenzione, anche nel mio appello ho detto ai ragazzi, voi ragazzi siete quelli più sotto, diciamo, pressione perché avete il tema della scuola, il tema dell'assembramento, il tema giustamente dell'uscita di casa eccetera, magari in assembramenti nelle piazze eccetera. Attenzione, fate attenzione, perché i ragazzi, lo vedrete dopo, clinicamente non rappresentano un'evidenza importante a livello di ospedalizzazione, però possono diventare dei vettori per i loro genitori, per i parenti più adulti, per i nonni, e questo è un tema. Allora guardate, noi la scuola di fatto, vorrei ricordare che siamo passati, perché tutta questa grande modifica ci porta a dire che noi siamo passati dal 50% in presenza al 70% per le superiori, punto. Questa è la nostra modifica. Il vicepresidente De Berti ha detto che a parte un paio di criticità prontamente risolvibili, ha detto che tutto ha avuto evoluzione assolutamente sostenibile. Non chiedetemi questa criticità, me li ha proprio liquidate, tranne un paio di criticità, non so, immagino sia stato magari qualche affollamento non previsto, ma niente di che. Vanzan. Presidente, buongiorno, solo una richiesta. Lei prima ha detto che ci sono da parte dell'ULSS 3 Serenissima, cioè Venezia, c'è una bassa adesione o comunque non alta da parte dei settantenni, e ha lanciato l'appello appunto agli over 70 perché prenotino e si vaccinino. L'opposizione in Consiglio regionale sostiene che questo forse dipende dal suo atteggiamento di morbidezza e cita un sondaggio di Pagnoncelli dal quale risulta che soprattutto a nord-est c'è una, diciamo, titubanza o comunque mancata adesione alla profilassi, e soprattutto nel suo partito. Le chiedo, lei si sente responsabile di questa situazione? Ma questi ne ha niente da fare tutto il giorno. Posso permettermi di tradurla? Stanno dicendo che la gente non si vaccina perché noi siamo morbidi. Cioè, cosa volete che facciamo? Siamo quelli che vaccinano di più in Italia. Ma se siamo quelli che vaccinano di più d'Italia, chi andiamo a vaccinare? I cani e i gatti? Non ho capito. Se siamo quelli che esauriscono di più in Italia i vaccini, chi stiamo vaccinando? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, fatto 100 il magazzino, siamo quelli che hanno utilizzato più magazzino in Italia. Cioè, capisco sto ragionamento, che penso che abbia scomodato premi Nobel per fare questo ragionamento. Capisco il ragionamento se uno dice, guarda, c'è il magazzino pieno di vaccini, siamo senza vaccini. Cioè, chi dovrei vaccinare, visto considerato che non ho vaccini e che addirittura ho tentato di comprarli, e mi è stato detto sempre dalle stesse persone che era immorale comprarli, perché se li avessi presi quella volta, se ci fossero stati, perché ci metto due punti di domanda, oggi avremmo già chiuso le vaccinazioni dei veneti. Questa è la verità. Però noi non ci siamo, no, guardate, la vaccinazione è volontaria, ognuno sceglie se farsela o no, perché tutti noi siamo artefici del nostro futuro. Il sistema dell'alibi, che è sempre la colpa del vicino di casa, non funziona qui. Dopodiché noi abbiamo messo nelle condizioni tutti i veneti, e lo rivendichiamo con orgoglio, di potersi fare velocemente, con oltre 60 centri vaccinali, la vaccinazione. Andate a vedere nelle altre regioni cosa c'è. E peraltro stiamo aprendo ancora altre realtà, no? Stiamo facendo un bel lavoro con i vaccini, lo dice perfino il commissario Figliuolo.
Benissimo, lei invece rispetto ai 70enni ai quali lancia l'invito, l'appello, prenotate la vaccinazione, che spiegazione si dà? Il dibattito di AstraZeneca ha pesato tantissimo in questa fascia di età, prima cosa in assoluto, perché vediamo addirittura, non in maniera importante, però c'è chi ha disdettato la prenotazione dopo gli eventi e soprattutto abbiamo casi non significativi, da dire abbandoni importanti, però di chi al centro vaccinale torna a casa senza essersi vaccinato. Quando vede che è AstraZeneca? Sì. Avete dei dati, Presidente, in merito a questo fenomeno? Ho qualche dato di qualche ULS, dopo faremo magari anche qualche statistica. Di certo noi consideriamo che in questa fase potremmo dire che sistemata 70% si sarà vaccinato alla fine, 70% ci arriviamo. Dopodiché il mio appello che faccio a chi ha più di 70 anni di provvedere a vaccinarsi, magari dopo il dottor Rosi che è titolato a fare questi appelli magari darà anche un riscontro di cosa significhi non vaccinarsi in terapia intensiva o dopodiché la vaccinazione, ripeto, è volontaria, ognuno fa quello che vuole. Prego. Bonet. Sì, Presidente, vado veloce. Sul tema del virus indiano c'è l'India che hanno una situazione molto grave e sia gli Stati Uniti che l'Europa stanno cercando di aiutare mandando vaccini. La dico come mi è stata segnalata dalla redazione, che sarebbe stato chiesto anche alle regioni di contribuire a livello nazionale con dei vaccini da spedire lì rapidamente. Noi non siamo stati contattati. No. E la situazione dell'India, mi permetto di dire, perché la gente che a casa vede la TV, giustamente va spiegato che il sistema sanitario dell'India non è quello del Veneto, cioè il virus lì adesso sta sicuramente portando esiti pesanti, ma considerate che anche l'India non ha una risposta come molti paesi occidentali. Cioè, non sto criticando, dico che è un dato di fatto. Se in Veneto non avessimo avuto le terapie intensive, gli ospedali, avremmo una situazione che sarebbe diversa da quella che abbiamo oggi. Comunque dal Ministero non ci sono state richieste di rimodulazione dei piani. Nessuna. Okay. Poi, tema dei matrimoni, sì, molto specifica, ma ci sono delle regole per la gente che si vuole... No. Li portiamo in conferenza le linee guida, le stiamo facendo. Sempre le regioni, poi dipenderà dal governo. Dal governo. Cioè per cui al momento ci si può sposare, fare la pratica burocratica, ma non festeggiare. Certo. No, sì, perché l'altra attività di ristorazione... Okay. Cioè attività di feste. Va bene. Poi segnalo sempre dall'uso di Padova continuano ad arrivarci segnalazioni di fragili che non riescono a prenotare la vaccinazione o nati dopo il 51. Sì, ma perché l'ha appena detto, si procede per ordine di età? No, fragili no. No, scusami, accompagnatori intendevo. No. Segnalazioni di fragili, anche questa mattina che non si possono prenotare. Con il blocco del 51. Cioè, dicono che se sono nati dopo il 51 non riescono a prenotare sul portale. Io no, lo riporto. A noi risulta sbloccato. Magari dopo faccio vedere perché mi hanno mandato anche lo screenshot della... Bene, l'ultima cosa, extra Covid, recovery fund, è riuscito a capirci qualcosa magari più di noi rispetto anche alle cose che potrebbero arrivare? Cioè di solito quando leggi sti tomi qua vai a cercare le tabelle, dice bene, mi oriento subito. Mi sono messo dell'idea che dovrò leggerlo tutto. Per il Veneto non abbiamo... Me lo sono stampato, ma ho visto ad esempio il ministro Franceschini mi ha segnalato un intervento su Biennale tra i famosi 14 interventi strategici della cultura nazionali, però è un cameo, nel senso che non ho altre informazioni di tutt'altro. Ho il piano, me lo sono stampato stamattina, lo dovrò leggere, però non ci sono neanche quadri sinottici nei quali puoi vedere partite, interventi. Siamo ancora nella fase, diciamo... No, siccome si è parlato di alta velocità, Padova, Vicenza, Verona, Brennero. Questo è un dato che voi sapete, oltre 6 miliardi di euro sull'alta velocità, che fra l'altro sia anche scritto, visto, no? Sì. E questo sembra sia confermato. Però non ci sono, trovarlo lì all'interno con delle tabelle, diciamo, riassuntive è un po' difficile. Va bene, grazie. Prego. Io non avrei altre domande. Grazie. Per il momento, quindi potremmo... Allora io vi saluto, passo la parola al dottor Rosi
Quindi lo ringrazio ne approfitto oggi per ringraziarlo per il grande lavoro fatto, perché dietro le quinte poi quando si parla, si criticano le terapie intensive e i numeri eccetera, c'è il dottor Rosi che fatica a volte a farli tornare questi numeri, nel senso che si occupa del coordinamento di tutte le terapie intensive del Veneto e quindi ci dà uno spaccato di questo, dell'area non critica con un po' di dati e soprattutto magari se diamo anche un riscontro rispetto all'effetto dei vaccini su chi è già stato vaccinato e chi non lo è. Grazie, buon lavoro. Prego, dottor Rosi. Grazie. I ringraziamenti vanno soprattutto al personale delle terapie intensive, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che in questi mesi hanno fatto uno sforzo immane per aprire tutti i letti che erano necessari. Io approfitto per una premessa. I dati che vi do io vengono direttamente dal monitoraggio in tempo reale dell'occupazione di posti letto, che è compilata dalle singole terapie intensive man mano che i posti si riempiono e si svuotano, e dai dati del SIA, che sono invece compilati da chi gestisce i pazienti in ospedale. Quindi quello che sostanzialmente voglio dirvi è che non c'è nessuna mediazione su questi dati, a noi arrivano i dati così come sono generati da chi gestisce i pazienti, non c'è nessun intervento di nessuno che li corregge prima di darceli e nessuno mi ha mai chiesto di modificare i dati reali, quindi quello che noi vediamo è sempre assolutamente trasparente ed è l'esatta fotografia minuto per minuto di quello che succede nei nostri ospedali. Questo sia per i pazienti, per il numero di posti letto di terapia intensiva e tutto quello che gli va dietro. Questo ci tenevo a dirlo perché evidentemente ogni tanto qualcuno questo discorso lo ritira fuori, ma posso anche dirvi che nessuno sul serio mi ha mai chiesto di modificare i dati e anzi neanche mai chiesto che cosa avrei comunicato prima che lo comunicassi. Perché prima c'è stato un accenno al fatto che qualcuno dice che diamo dei dati alterati, modificati, lubrificati, eccetera, eccetera. Ecco. Cioè lei sta rispondendo a report. Quindi i nostri, mettiamo ben chiaro che questi dati vengono così. Poi chi lo dice non lo so e perché lo dica non lo so. Però visto che questa cosa torna fuori ogni 15 giorni, ve la dico come la penso io, le cose stanno così e io comunque dati falsi non ne darei neanche se me lo chiedessero, ma ripeto, nessuno me lo chiederebbe mai. Non avevamo dubbi, dottor Rosi. Allora, situazione di oggi, abbiamo 187 ormai positivi ancora in terapia intensiva, rispetto ai primi di aprile sono 100 in meno, quindi abbiamo avuto un calo rapido di 1/3 dei ricoverati. I posti complessivi occupati sono 470, quindi anche qui sono scesi molto, che vuol dire che siamo quasi vicini a una condizione di numero di ricoverati ordinaria, però questo non va letto così, perché siccome stiamo ripartendo con le attività ordinarie, questo vuol dire che comunque dovremo lavorare con 100-150 letti in più rispetto a quelli che sono la dotazione standard dell'ospedale, quindi il carico di lavoro si è ridotto sicuramente, ma rimane una situazione di grande impegno perché in questo momento, oltre alla sfida di gestire i pazienti Covid, c'è anche la sfida di recuperare il tempo perso per quei pazienti che sono stati rinviati perché non c'era disponibilità di sale operatorie e di posti letto di terapia intensiva. Quindi continua questa pressione. Per quanto riguarda la situazione, il confronto con la scorsa riapertura che è stata a fine gennaio è assolutamente uguale, quindi quando abbiamo riaperto le attività ci trovavamo in una condizione identica come posti letto occupati di terapia intensiva. La situazione quindi è abbastanza tranquilla, pesante ma tranquilla, quindi non abbiamo criticità per trovare posti letto in terapia intensiva, sia Covid che non Covid, però io continuo a sottolineare che quando parliamo di letti occupati che calano non è che non ci sono più ingressi in terapia intensiva. Adesso non abbiamo ancora i dati di questo weekend, però fino a venerdì scorso gli ingressi mediamente erano di 10 pazienti al giorno in Veneto. Speriamo che calino un po' perché i positivi sono calati, noi sappiamo che la coda dei positivi arriva fino a circa 15 giorni
dal momento dell'infezione, e quindi speriamo che questo numero di ingressi cali, però io non mi aspetto che vada a finire a zero. Quindi, come abbiamo avuto a febbraio, andremo intorno ai 4-5 ingressi. Quindi qual è il risultato? È che oggi i numeri sono in calo perché le uscite prevalgono sulle entrate, ma non è una situazione in cui stiamo smobilitando tutto, perché nessuno entra più in terapia intensiva. Il numero di pazienti positivi che vengono ricoverati è intorno al 4,5%, è un po' in discesa rispetto al 4,7 di marzo. Qui troverete numeri che possono essere diversi, io mi riferisco quotidianamente a quanti pazienti entrano rispetto a quelli che sono i nuovi positivi, quindi nuovi ingressi su nuovi positivi, e la percentuale è comunque quella. E questo vuol dire che se abbiamo 1000 positivi, comunque, quanto fa? 45. Bravo, ecco, 45 persone entrano in ospedale, e siccome il 10% entra in terapia intensiva, 4 o 5 a giorni alterni entrano in terapia intensiva. Come? Sì, su 1000 positivi, oggi il dato è 1000 positivi, quindi quello che ci aspettiamo. Quindi non è che sì, siamo fuori dal lockdown, ma siamo in una situazione che continua a portarci nuovi ricoveri. Ritorno sul dato della suddivisione per fasce d'età di ricoveri di terapia intensiva. Oggi i ricoverati sopra gli 80 dal 31 marzo ad oggi sono stati solo il 2,5%, contro l'oltre il 10% che erano nelle fasi precedenti, e in particolare, come ricordava il Presidente prima, abbiamo avuto solo il 2% di pazienti over 80 nel mese di aprile. Questo vuol dire che nel mese di aprile sono entrati in terapia intensiva solo 8 pazienti, dal 1 al 26 aprile. E ricordate che parliamo di popolazione che è stata non completamente vaccinata con le 2 dosi, quindi parliamo dell'effetto di una vaccinazione parziale per alcuni. E qui c'è il primo commento da fare, perché è arrivato un segnale che qualcuno si dimentica di andare a farsi fare la seconda dose. Quindi il messaggio è: tutti gli anziani che hanno fatto la prima dose hanno ricevuto l'appuntamento per la seconda, perché gli è stato consegnato, devono andare a farlo, un po' perché sennò si spreca anche la dose di vaccino, bisogna andare in cerca di un sostituto, ma soprattutto perché questi sono gli effetti. Gli over 80 stanno letteralmente sparendo dalle terapie intensive, e quello che ci aspettiamo è che succeda il mese prossimo la stessa cosa per gli over 70, e qui c'è la seconda parte del messaggio, che è: vaccinatevi anche tutti gli over 70. Io vi ho sempre parlato di mortalità elevata complessiva per i ricoveri, ma gli over 80 hanno una mortalità del 90% in terapia intensiva. Gli over 70 hanno una mortalità di oltre il 60% in terapia intensiva. Quindi la condizione è questa: sono ad alto rischio sia perché sono la percentuale più rappresentata nei ricoveri, cioè la percentuale più alta che ha conseguenze gravi dall'infezione, ma anche la percentuale che ha l'esito più infausto rispetto alle altre. Poi adesso è chiaro che la raccomandazione è per settantenni, è per i sessantenni perché sono cresciuti in percentuale. Oggi il 37% dei degenti in terapia intensiva ha tra 60 e 70 anni, e poi sarà anche per i 50-60, perché anche quelli sono il 15%, che non sono pochissimi, quindi anche questi la mortalità è un po' più bassa, però comunque spesso è una guarigione che lascia degli esiti a distanza, che richiede una convalescenza molto lunga, e quindi insomma non è una passeggiata neanche per i giovani questa cosa. Però adesso la raccomandazione è rivolta soprattutto alla fascia 60-70. Prima vengono vaccinati
e meno probabile è che noi ci ritroviamo fra 15 giorni di nuovo con una ripresa dei ricoveri in terapia intensiva importante al punto da comportare un nuovo aumento dei posti occupati. Sì, io ho sostanzialmente terminato, poi i numeri ovviamente. Bonet e... Sì, dottoressa, in questo senso forse non sarebbe stato meglio aspettare queste 3 settimane ancora prima di riprendere le aperture, cioè aspettare di vaccinare anche i 60-70 anni e poi procedere? Non si è forse un po' anticipato i tempi dal punto di vista sanitario, dello sguardo del sanitario? Grazie. Non sono titolato per dare un parere autorevole in questo, però io penso una cosa, che alla fine, come diceva prima il Presidente, il problema sono le precauzioni individuali, perché abbiamo avuto continuiamo ad avere anche durante il lockdown un numero elevato di pazienti che diventano positivi. Ora, siccome non si diventa positivi se si indossano le mascherine, si mantengono le distanze, vuol dire che quello che determina la maggiore diffusione sono i comportamenti individuali. Allora è chiaro che adesso, se un ragazzino va al bar con gli altri senza la mascherina e si infetta il Covid, la cosa importante non è tanto la sua infezione, perché lui sarà alla fine un numero di un infettato in più, ma il problema è che non lo porti a casa. Quindi alla fine la precauzione o la si rispetta rigorosamente sui contatti con gli altri, oppure bisogna adottarla in casa e proteggere quelli che hanno più di 50 anni. E allora magari il ragazzino che va a scuola, che fa la passeggiata, che magari si dimentica della sua mascherina, sarà bene che per una ventina di giorni la nonna la saluti dalla finestra invece che andandola a trovare. Quindi io non credo che alla fine sia indispensabile tenerci tutti in casa, perché torno a dire quello che vi ho già detto l'altra volta: in grandi realtà produttive dove ci sono migliaia di lavoratori tutti assieme alla stessa struttura non abbiamo avuto focolai importanti. Perché? Perché c'è un rigoroso rispetto del distanziamento, c'erano delle regole di convivenza, di organizzazione che impediva la diffusione del virus. Allora, se siamo riusciti a farlo in queste strutture al chiuso, con frequenti contatti tra le persone, vuol dire che con una strategia attenta e un rispetto alle regole si può fare dappertutto, anche con le riaperture. Io avrei Tosato, Giacomuzzo, altri? Io volevo punzecchiarla un po'. C'è qualche aspetto, se no c'è neanche gusto. Certo. Di nuovo, visto che lei è sensibile all'argomento della trasparenza nella trasmissione dei dati, la domanda le sembrerà così, insomma, una domanda scontata, ma lei non ha mai avuto la sensazione o il sospetto di di un edulcoramento dei dati nella fase più critica, magari per non spaventare la gente, magari per... Dei dati del Veneto? Sì. Assolutamente no, anzi vi dirò che in alcuni casi li abbiamo proprio sbandierati anche quando erano pessimi, proprio per far capire alla gente. Io ricordo che un giorno il Presidente mi ha chiesto di venire qui a dirvi chiaro e tondo qual era la mortalità in terapia intensiva. Qui non abbiamo mai minimizzato nulla, io non ripeto, i dati sono trasparenti perché li possono vedere tutti, così come si generano da chi li produce. Noi vediamo tutte le mattine i report che pubblica Azienda Zero in automatico, senza un intervento di un umano che deve filtrarli. Il computer li ributta fuori i dati che la mattina hanno messo dentro nelle varie URSS. Non lo sa, glielo chiedo non perché vi sospetti di attività malevole e di congiure, ma perché c'è qualcuno appunto che diffonde periodicamente questi sospetti all'opposizione soprattutto, insomma. Per esempio, vecchia storia, le terapie intensive dichiarate e quelle effettivamente operative e attive, anche lì. Anche questo ve l'ho chiarito, vi ho chiarito che con i genefattori siamo stati in tutti gli ospedali, in tutte le aziende, a vedere le mappe e a vedere dove stavano messi i singoli letti. Quindi abbiamo acquisito le piantine dei reparti
con il numero di letti, li abbiamo numerati e sono tutti tenuti nei nostri archivi. Poi ve l'ho sempre detto che attivare 1000 letti, gestirli con i malati dentro, voleva dire un riaggiustamento, una riorganizzazione della rete ospedaliera, che voleva dire che non si faceva nulla a parte l'emergenza e a parte che trattare il Covid. Questo non l'abbiamo mai nascosto, è sempre stato detto esplicitamente, ma i letti ci sono. Chi dice che non ci sono mente. E abbiamo sempre messo a disposizione tutta la documentazione a chi ce la chiedeva, che sia stata il Ministero o altri, quindi proprio non abbiamo mai assolutamente negato documentazioni di vario tipo. Quindi è tutto massima trasparenza e massima appunto condivisione e senza, sono tutti a disposizione. Se Filippo ha terminato, Giacomuzzo. Grazie. Professioni sono persona, cosa avevo bisogno di un chiarimento? 37% tra i 60 e i 70 anni, ho capito bene, e gli altri? Allora abbiamo il 2,5% sopra gli 80. Sì, che sono i famosi 8. Sì, sì, allora c'è una differenza fra degenti attuali e ricoverati nel mese di aprile, perché c'è anche chi sta più di un mese dentro. Quindi noi sul totale di attuali ricoverati ne abbiamo più di 8, perché sono entrati a marzo una parte. Dal 1° di aprile ne sono entrati solo 8, alcuni sono ancora dentro da prima. Quindi un conto è il dato di fotografia di quello che è adesso, un conto è il numero di ingressi dal 1° di aprile ad oggi, sono due dati diversi. Però dopo ve lo dico. È chiaro che quello che è più interessante è il numero di accessi nel mese di aprile, perché è quello che ci fotografa l'andamento dinamico dell'occupazione. Sono 37,40% tra 60 e 80 anni e gli altri... Allora, 36,9 tra 70 e 79, 37,4 tra 60 e 69, 15,8 tra 50 e 59, 7% sotto il 50. Può darci la tabella, professore? Sì. Grazie. E l'ultima cosa magari rivolta all'assessore, se ci sono numeri per quanto riguarda le liste di attese. Gli ospedali, lo sappiamo, da oggi hanno ripreso gradualmente le varie attività chirurgiche, visite specialistiche. Com'è la lista di attesa? Non ce l'ho, l'ho chiesta, al limite la sollecito se ce l'abbiamo nel pomeriggio, perché l'avevo già chiesta venerdì, però non ho il numero complessivo. Rispondo invece sul discorso di Padova, perché nel mente ho cercato di capire. Allora, mi dice il direttore Fortuna che sono stati intercettati da ospedale, medici medicina, hanno aperto alcuni slot specifici per quelli che hanno quindi hanno classi d'età oltre il 1951 e vaccini permettendo, e da mercoledì apriranno ulteriori posti per intercettare questi, insomma. Li hanno aperti, probabilmente li avranno anche terminati forse in tempi molto brevi, da mercoledì ne riapriranno altri, mi dicono. E no, ne apriranno da altri e disabili aperti finora con slot dedicati, poi prenotazione libera da giovedì. Prenotazione libera da giovedì, mi scrive. Da giovedì? Prenotazione libera, e comunque mercoledì aprono dei slot dedicati per questi. Padova, stiamo parlando di Padova. Se non ci sono altre domande io vi saluterei e ci sentiamo domani, grazie. Dove sono USL Pedemontana, distretto 2 di Sant'Orso, quindi la parte del non quelli in isolati, quelli no, pensavo quelli lì che dicevano che non avevo presidente distretto 2 così di Sant'Orso. Ti dico il comune perché sennò che creiamo solo sui giornali. Carlo.
13:27, rientriamo in studio dopo la diretta dall'unità di crisi di Marghera. Eccoci qui, ben ritrovati. 13:27, come appunto vi stavo dicendo. Allora, due notizie sono emerse oggi da questa diretta. La prima: ci sono due pazienti indiani, papà e figlia, non ricoverati ma in isolamento a Bassano del Grappa. A loro è già stata riscontrata la variante indiana, quindi l'Istituto Zooprofilattico ha già sequenziato il virus ed è variante indiana. Quindi insomma la variante indiana è arrivata in Veneto. Zaia ha detto non vi preoccupate, li stiamo monitorando, comunque non sono ricoverati all'ospedale. La seconda notizia invece è che a partire da questo pomeriggio verranno aperti gli slot per le vaccinazioni anche per gli over 60, e questo perché molti over 70 non si stanno presentando, non si stanno prenotando nei siti, quindi il Presidente ha detto non ci possiamo fermare, dobbiamo continuare a confermare la nostra capacità vaccinale che è molto alta, e quindi se non abbiamo gli over 70 anticipiamo e passiamo subito agli over 60. E questa è l'altra notizia. L'ultima notizia, nell'ultimo passaggio con il dottor Rosi, che coordina tutte le terapie intensive del Veneto, è che a partire dal mese di aprile ci sono stati soltanto 8 ingressi nelle terapie intensive di tutto il Veneto a causa del Covid, e questo perché anche grazie alle vaccinazioni che evidentemente stanno funzionando. Ha anche detto che il numero di ultra ottantenni in terapia intensiva su circa 230, se non sbaglio, quelli in tutto il Veneto, è davvero esiguo, sono solo 8 gli ultra ottantenni ricoverati, quindi è evidente che in terapia intensiva stanno andando persone che hanno meno di 80 anni. Traduzione, le vaccinazioni stanno funzionando, da qui l'invito a vaccinarsi e a prenotarsi anche chi insomma finora non ha preferito evitare. Quindi nuovamente anche oggi è arrivato l'invito da parte del direttore della terapia intensiva del Veneto, ma anche da parte del presidente Luca Zaia. Apriamo una pagina di cronaca ora prima di andare in pubblicità, perché purtroppo c'è stato un incidente mortale nella notte. Siamo a Musile di Piave. Allora, è mancato un ragazzo di 23 anni, un tremendo frontale. Un ragazzo di 23 anni è morto, residente a Fossalta di Piave. L'incidente ieri lungo la strada provinciale 44 a Musile di Piave, fra 3 veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Jesolo, San Donà di Piave, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i 2 conducenti. L'altro automobilista è stato condotto all'ospedale, mentre il deceduto è morto sul colpo. I soccorsi sono arrivati sul posto nei minuti successivi, coinvolta anche un'altra macchina con un altro conducente che fortunatamente non è in pericolo di vita. E poi c'è un aggiornamento in merito all'altro incidente mortale. Purtroppo anche qui la vittima è un ragazzo giovanissimo, aveva 21 anni, Nicolò Guidolin, che si è scontrato contro un albero mentre era in sella alla sua motocross in una strada via Panevecco, siamo a Castello di Godogno, in una strada semisterrata. Il dramma dove il giovane, insomma poco distante dove il ragazzo abitava, è stato ripreso anche da una telecamera, una GoPro che il ragazzo aveva sul caschetto e che ora è stata posta sotto sequestro. Nicolò l'aveva con sé per immortalare le sue gesta off-road insieme a quelle dell'amico che aveva coinvolto in quello che doveva essere un pomeriggio di divertimento. Dunque la telecamera è stata posta sotto sequestro. L'incidente è avvenuto tra le 16 e le 17 di sabato. Ancora la cronaca, la notizia un po' con cui abbiamo aperto anche questa edizione, perché dopo l'agguato in cui è rimasta vittima una missionaria comboniana originaria di Schio in Perù, è morta a colpi di macete, c'è stato un altro agguato al missionario comboniano vescovo di Rumbek in Sud Sudan. 30 minuti dopo la mezzanotte 2 persone armate ancora sconosciute hanno fatto irruzione nella sua casa. Lui è Monsignor Christian Carlassare, 43 anni, originario di Schio. Gli hanno sparato alle gambe. Padre Christian è stato ricoverato in uno dei nosocomi gestiti dai medici con l'Africa Cua, ma siamo in Sud Sudan. Cosciente e sofferente, Padre Christian ha telefonato direttamente alla famiglia per informarla e ha detto al responsabile dei missionari comboniani in Italia: pregate tanto per me e anche per la gente di Rumbek che soffre più di me. Ci fermiamo, questa è un'altra notizia di cronaca doverosa, poi ovviamente tutti gli approfondimenti con le testimonianze li daremo nel corso dei nostri notiziari. Andiamo in pubblicità, ma prima vediamo le previsioni del tempo.
Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Sull'Italia avanza una nuova perturbazione, tempo in graduale peggioramento e clima più freddo con valori termici in lieve calo. Il dettaglio di lunedì 26 aprile. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso e coperto, piogge sui rilievi. Non si escludono invece in pianura delle parentesi più soleggiate. Col passare delle ore saranno possibili degli acquazzoni anche sulle aree pedemontane e dentro la notte più diffusi un po' su tutta la nostra regione. Temperature come detto in diminuzione, minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 13 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con prime piogge sulle zone montuose in estensione dalla sera anche altrove. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece fino ai 15-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, momenti soleggiati sui settori alpini di confine, altrove molte nubi e rovesci. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime infine sui 19-20 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. Siamo partiti collegandoci con le varie piazze del Veneto, a Treviso con Lina Paronetto, con Valentina Visentina a Padova, Gabriella Basso da Vicenza, per raccontarvi questo 26 aprile dove in qualche modo l'Italia cerca di ripartire, parziali riaperture. Ovviamente il coprifuoco, come sapete, è stato mantenuto alle 22 con varie proteste. Questa mattina c'era l'Ape che ha bloccato simbolicamente via Venezia, una delle arterie principali di Padova, e poi ieri sera invece alle 21:45 Calmaggiore con la passeggiata silenziosa delle partite IVA. Ora le dichiarazioni di Coldiretti, sempre legate al coprifuoco. Coldiretti che ha riaperto 140.000 locali della ristorazione in tutta Italia. A preoccupare tutti, ha sottolineato proprio la Coldiretti a livello nazionale, è il limite fissato per il coprifuoco alle 22, poiché gli agriturismi sono situati nelle aree rurali e ci vuole tempo per raggiungerli e per raggiungere le città. Coldiretti aggiunge che le riaperture sono indicate come priorità da quasi un italiano su 3, dunque il 30% che desidera tornare in pub, ristoranti, agriturismi, e in più ha rilevato che i mesi di lockdown hanno tagliato i redditi degli operatori con un crollo del fatturato della ristorazione pari al 42% e sono stati 1,1 milioni di tonnellate di cibo e vini invenduti dall'inizio della pandemia. Questo per dare un po' forma alla situazione che queste partite IVA stanno vivendo. Sicuramente di questo e di molto altro si parlerà questa sera. Ring, vi ricordo che torna con Ferdinando Avarino, l'appuntamento alle 21:15. Con lui ci saranno Alberto Stefani della Lega Nord, Giacomo Possamai per il Partito Democratico, Erika Baldin per il Movimento 5 Stelle, Iuri, ministro del governo ombra, sarà presente in studio, Alda Vanzan, collegata via Skype, giornalista del Gazzettino, e poi ovviamente in collegamento proprio da Treviso con lo Zaino per raccontarvi la prima serata, ovviamente entro le 10 però, di locali aperti, quindi probabilmente il primo spritz dopo un paio di mesi. Tra pochissimo invece ci collegheremo con Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, per capire come oggi è ripartita la scuola, ma intanto vi facciamo sentire che cosa ha detto il prefetto di Padova proprio in merito alla giornata di oggi e a queste riaperture. Non c'è nessun piano di attacco e nessun piano di controllo, c'è un lavoro continuo, giornaliero e costante che le forze di polizia, alle quali va tutto il mio apprezzamento, le polizie municipali, fanno ormai da mesi e che ovviamente continuerà anche nei prossimi giorni. Non è
potersi mangiare una pizza in un tavolino all'aperto che cambiano le situazioni. La pizza ce la potremo mangiare da lunedì, però dovremo mantenere quelle regole di distanziamento e su questo le forze di polizia dovranno ovviamente concentrare la loro attività. Non saranno più magari a controllare l'uscita dal comune, l'ingresso del comune che oggi non è più limitata, ma si controlleranno queste cose. Quindi tutte le forze di polizia disponibili sul territorio, quelle a competenza generale, polizia, guardia di finanza e carabinieri, oltre le polizie locali, lo sono, lo erano ieri e lo saranno anche domani impegnate. Se quello che avete visto è il centro di Padova a pochi passi dallo storico Pedrocchi, allora adesso con le immagini invece saliamo ai colli padovani che in qualche modo un po' raccontano le stesse difficoltà che stanno vivendo i tanti agriturismi della Coldiretti. Si riparte da lunedì, ristoratori aperti a pranzo e cena, se composti all'aperto, ma tante sono le incognite che ancora attanagliano la categoria legate al coprifuoco alle 22 o alle specifiche sulla definizione di spazi all'aperto, ad esempio laddove si disponga di vetrate su 3 lati. Le norme non sono ancora ben chiare. Cosa vuol dire all'aperto per tanti ristoranti che noi nei colli siamo fortunati che abbiamo ampi spazi all'aperto, ma magari nei centri non sanno se possono usare un portico piuttosto che l'altro. Inoltre se ci fosse brutto tempo non si sa cosa si può fare, cosa non si può fare, siamo in difficoltà su questo. Ci si adatta con menù ad hoc, stuzzichini e assaggi di tutto ciò che di buono la cucina tipica locale propone, ma non solo. Per ovviare al freddo serale il coperto con copertina diventa un must per ovviare al clima. E qui per venire incontro alle esigenze e al freddo serale si sono anche inventati il coperto con copertina, cioè questa coperta verrà data ai clienti che se la potranno portare a casa. Pronti a ripartire quindi sì, anche se ancora si fanno i conti con quello che gli stop and go hanno comportato. Abbiamo lavorato diciamo metà, 6 mesi su 12 e lavorato a metà ulteriormente perché oltre alla diminuzione del numero dei tavoli per i distanziamenti e anche rimanendo aperti fino alle 18 come era prima, ovviamente abbiamo lavorato molto meno. Allora Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Eccola, allora abbiamo parlato fino adesso in realtà di bar, ristoranti, di agriturismi, ma insomma adesso è ora di parlare anche di scuola perché è una ripartenza seppur parziale anche per la scuola. Con che numeri gli studenti del Veneto sono tornati in classe in presenza? Raccontiamo un po' come vi siete organizzati e cosa cambia da oggi. Sì, noi nei giorni scorsi abbiamo riunito i tavoli prefettizi e il quadro che ne è uscito e quindi che è operativo da oggi è che Rovigo riparte al 75% della presenza, Vicenza al 72%, le altre province al 70% della presenza, con l'eccezione di Padova dove saranno in presenza al 100% le classi quinte, quindi siamo intorno al 60% della presenza, perlomeno per la prima settimana. Ovviamente tutto questo è dipeso dalla potenzialità, insomma, dalle possibilità dei trasporti, del trasporto pubblico locale, di incrementare, diciamo, il numero di studenti da poter portare in presenza. Senta, lei ritiene dunque che allora anche alla luce di questo queste cifre potranno essere ritoccate nelle prossime settimane qualora si inserissero insomma nuove aggiunte di nuovi autobus, oppure date questa come la certezza e si va avanti in questo modo? Ma sicuramente su Padova lo stesso prefetto ha chiesto alle aziende dei trasporti di fare una verifica per un'ulteriore implementazione per arrivare almeno al 70%. Per le altre province credo che abbiamo fatto proprio lo sforzo massimo, anche perché non c'è solo un discorso di disponibilità, diciamo, in natura di mezzi e di autisti, ma c'è ovviamente quel famoso 50% di riempimento rispetto alla capienza che non va superato, e sappiamo che da oggi ricominciano in presenza anche gli universitari e tante altre persone in relazione proprio alle aperture che stavate descrivendo anche prima prenderanno di più i mezzi di trasporto. Quindi credo che
sia davvero il massimo al quale possiamo arrivare e attestarci fino al 5 giugno. Senta, sulla base dei dati del contagio che sono in qualche modo stati un po' diffusi, c'è chi continua a dire che la scuola è fonte di contagio, chi invece, mi viene in mente l'immunologa Viola, ha detto che no, non è così. Lei si è fatta un'idea vedendo un po' il trend di queste ultime settimane? Guardi, io mi sono fatta questa idea ormai tutto quest'anno che diciamo all'interno della scuola i protocolli di sicurezza sono molto ben fatti e funzionano, però è chiaro che se qualcuno tra il personale della scuola o tra gli studenti arriva come positivo, è facile, soprattutto con la variante inglese in particolare, che ci sia una diffusione del contagio ad altri studenti o ad altri colleghi. Quindi come dire, la scuola di per sé non è un diffusore perché i protocolli sono rigidi, ma è comunque un luogo nel quale persone positive potrebbero trovarsi e quindi comunque, visto che poi la permanenza è per parecchie ore, contagiare qualcun altro. Per cui veramente ci vuole tanto senso civico in questo momento, cioè queste riaperture sono sicuramente vitali e importanti, ma ci vuole un fortissimo senso di responsabilità di tutti. Senta, l'attività fisica, dottoressa, è ripresa in qualche modo? Sappiamo che insomma era una parte importante, forse quella più sacrificata, no? All'interno dei curricula scolastici, l'educazione fisica. Che cosa si può fare ad oggi? Ma guardi, anche su questo noi già da tempo abbiamo dato anche delle linee guida, chiamiamole così, alle scuole abbastanza precise. Ovviamente con la bella stagione in particolare chiediamo che l'attività fisica sia svolta prevalentemente all'aperto. Molte scuole hanno comunque cortili, giardini, pertinenze, quindi sicuramente privilegiare le attività fisiche all'aperto e privilegiare le attività individuali e non invece sport di squadra, diciamo, questa indicazione permane, e mantenere un distanziamento che durante l'attività fisica va portato a 2 metri, quindi non il metro ma i 2 metri. E poi tutte le altre norme di igienizzazione che riguardano in particolare gli spogliatoi e i luoghi dove gli attrezzi e i luoghi dove si svolge l'attività fisica, insomma. Senta, dal punto di vista delle vaccinazioni come sta andando quella dei professori? Ha subito una prima battuta d'arresto? Lei ci aveva dato delle percentuali molto alte, no? Di prima dose a insegnanti e personale scolastico. C'è stata una battuta d'arresto perché ci sono state altre priorità? No? A livello nazionale è stato chiesto di coprire prima tutta la fascia degli over 80 e ora gli over 70. Come siamo messi? Sì, in realtà la situazione si è cristallizzata così come l'avevamo descritta, cioè siamo sugli 80.000 personale della scuola, 80.000 unità di personale della scuola che ha ricevuto, su 96.000 quasi, che ha ricevuto la prima dose, quindi un buon numero sicuramente. Adesso non ha notizie di quando si potrà ripartire? Ma ormai si va per età per quanto riguarda la prima dose, mentre sulla seconda dose da maggio sono già calendarizzate i richiami, diciamo, le seconde dose di coloro che avevano fatto la prima, quindi ovviamente quelle sono garantite per i docenti. In ultima battuta, che augurio si sente di fare per questa ripartenza? Abbiamo appena festeggiato il 25 aprile e devo dire, insomma, anche ieri abbiamo raccolto tante testimonianze di persone che tornano a parlare di libertà come grande forma di partecipazione e senso di responsabilità. Che cosa si sente di dire per questa ripartenza dell'Italia e anche della scuola? Sì, volendo fare questo accostamento al 25 aprile, io direi che il 25 aprile ci dimostra come la libertà sia un bene che abbiamo conquistato veramente con grandissimo sacrificio di tanti giovani, proprio di tante persone,
che ci hanno creduto profondamente e non è un bene effimero, quindi usiamola veramente per le cose importanti in questo momento. La nostra libertà deve essere soprattutto libertà dell'anima, dello spirito, anche del movimento, ma sempre con un limite interiore che dobbiamo tenere proprio per non, diciamo, contagiare noi, per non contagiare gli altri. Quindi teniamo il valore più alto della libertà, che è quello della, diciamo, liberazione, della resistenza, piuttosto che inseguire magari, ecco, quel beneficio immediato, no? Che ci sembra così importante in questo momento, perché diciamo ce ne siamo privati, ma che va gestito veramente sempre con tantissimo buonsenso. Ecco, davvero qui credo che ciò che farà la differenza sono i comportamenti individuali. Grazie dottoressa Carmela Palumbo, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Grazie, che sia davvero un buon inizio. Arrivederci. Davvero, arrivederci. Dalla scuola noi passiamo al mondo della cultura. Tra pochissimo vi faremo vedere le istantanee di una mostra che racconta il Covid e che sarà visibile a partire da domani all'interno del Museo di Montebelluna. Ma andiamo a vedere con un servizio realizzato dalla redazione di Padova la ripartenza anche del mondo della cultura. Padova riparte dalla cultura. Da lunedì riapre il sistema museale nella sua complessità. Il complesso degli Eremitani, che comprende la Cappella degli Scrovegni, il Museo degli Eremitani, il Museo Bottacin e il Museo Zuckerman, dove si accede con un biglietto unico. Dopodiché sempre fa parte del sistema museale il Palazzo della Ragione, dove si entra con un biglietto specifico. È auspicabile venga fatta la prenotazione online, sicuramente per la Cappella degli Scrovegni, dove, mi permetto di dirlo a chi ci sta ascoltando, è una bella occasione da sfruttare. Non si entra più in 25 perché la normativa Covid non permette un ingresso a più di 10 persone simultaneamente e quindi è un po' un'occasione unica e ripetibile. Stesse regole per la prenotazione, obbligatoria sabato, domenica e nei festivi, valgono anche per il Palazzo della Ragione, per la Loggia Elodeo Cornaro, per l'Oratorio San Michele, per la Casa di Petrarca ad Arquà. E il 1° maggio tutte le sedi museali saranno straordinariamente aperte con obbligo di prenotazione. Da non perdere anche le mostre di Van Gogh, I colori della vita al Centro Culturale San Gaetano e la mostra sulla pittura dei macchiaioli a Palazzo Zabarella, prorogate fino a fine giugno, ma tante sono le tappe in cantiere per un'estate all'insegna della cultura e dell'arte. Porteremo a termine tra luglio e agosto il percorso di candidatura a patrimonio UNESCO dell'umanità, di cui la cappella, il Palazzo della Ragione e la stessa contigua chiesa degli Eremitani sono alcuni dei punti di forza. Allora vi facciamo vedere un altro servizio realizzato e legato alla campagna vaccinale, perché come vi abbiamo annunciato a partire probabilmente da questo pomeriggio anche gli over 60 potranno prenotarsi. C'è tutta una fascia di caregiver che sono i genitori di ragazzi disabili, magari non più giovanissimi, che hanno fatto un appello alla Regione per poter essere vaccinati in via prioritaria. Ve lo facciamo ascoltare dopo tra pochissimo la mostra sul Covid. 9 centri diurni che accolgono quasi 200 disabili anche gravi, ragazzi non sempre più così giovani che ad oggi hanno ricevuto la vaccinazione, almeno la prima dose, ma altrettanto non si può dire delle loro famiglie. Erano stati convocati a metà aprile. La lista dei cosiddetti caregiver era stata consegnata alla Regione a suo tempo. Per loro la nuova data fissata ora è quella del 13 maggio, ma i familiari hanno paura che possa nuovamente slittare. Ci hanno più volte, avvisato di fare il vaccino, abbiamo raccolto tutti quanti i nominativi di tutti i familiari, però ci posticipano di settimana in settimana, circa un mese che aspettiamo, che ogni volta ci spostano per vari motivi, mancano i vaccini, ci sono dichiarazioni diverse.
e noi stiamo sempre in attesa. Queste madri e padri non si stanno prenotando negli slot messi a disposizione dalla Regione perché i loro nomi rientrano nella lista dei caregiver e per questo stanno attendendo il loro turno. Quello della vaccinazione in realtà è uno dei temi sollevati da Maurizio Catarin, l'ultimo dei tanti. Il più importante per queste famiglie, quello della mancanza di strutture e alloggio che possono diventare casa per questi disabili qualora dovesse venire a mancare chi si occupa di loro. Una delle proposte nostre, visto che non ci sono i soldi per poterle fare, era quella di fare un'addizionale IRPEF di scopo per un anno, raccogliere un po' di soldi e sistemare le cose, perché altrimenti così andremo sempre peggiorando. Quante famiglie sono in attesa di un alloggio per un disabile? Beh, solo quelle che gestisco io, che sono circa 200, ce ne sono almeno 140 che vorrebbero, non adesso perché adesso riescono a gestirle, però vorrebbero inserirle con l'andare del tempo, perché l'età passa per tutti, inserirle in qualche struttura. Allora, dicevamo, ripartono i luoghi della cultura, i cinema, i teatri, ma ripartono anche i musei con le varie mostre che sono allestite nel territorio. Vi facciamo vedere un estratto che racconterà la mostra di cui parliamo tra pochissimo, Il rumore nel silenzio, al memoriale della Grande Guerra di Montebelluna. Ve lo facciamo vedere e poi ne parliamo con il fotografo che abbiamo qui con noi. Il giorno in cui è stato pubblicato il primo DPCM è il mio compleanno, che è l'8 marzo. Mi ricordo che inizialmente la mia reazione è stata di stizza e di fastidio. Ho detto ma come? Ma perché io devo fare lezione a distanza con i miei ragazzi? In tutto ho fatto 26 giorni di ricovero, sei a letto, immobile, e ti passa davanti tutta la tua vita. Aspettavamo casa, si è bloccato tutto, quindi ero preoccupato del lavoro appena cambiato. C'è più consapevolezza che di fronte a un problema bisogna pensare alle risposte e non urlare a lungo. Istantanee dal presente, il rumore del Covid. Daniele Macca, buongiorno. Vi presentiamo il fotografo che collabora e lavora anche per la Tribuna di Treviso, quindi ovviamente per le news, ma insomma anche come fotografo freelance. Daniele, ti do del tu perché insomma certo, ci conosciamo. Hai realizzato questo lavoro meraviglioso e che sarà visibile da domani a Montebelluna. Partiamo dall'idea e da come ti sei mosso in questo anno per raccogliere questi scatti. Io li ho qui perché me li hai mandati, quindi intanto ne mando un po'. Da dove sei partito? Allora, intanto grazie per l'invito e per darmi la possibilità di, dopo un anno di difficoltà, di parlare di questo importante progetto. Allora, io sono stato chiamato l'anno scorso dalla direttrice del museo MEVE e del Museo di Storia Naturale della dottoressa Monica Celi per documentare i cambiamenti nelle abitudini delle persone in questo periodo di pandemia. Sono partito appunto da questo momento per documentare i cambiamenti nelle persone, non nei luoghi. Dunque mi sono concentrato sulla vita cambiata, nuova all'interno delle case, delle persone, nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nei alberghi, nei negozi e così. Abitazioni che sono diventate il centro di tutto, no? Le città si sono svuotate e tutta la vita si è concentrata all'interno di spazi molto ridotti e questo è stato un cambiamento al quale nessuno era abituato. Ecco, vediamo, intanto sto mettendo alcune foto, poi se le posso ingrandire o gestirle in maniera migliore fatemelo sapere. Qui per esempio noi vediamo che sono due ragazze in una stanza con dei giochi, con dei libri. Questa che è cosa c'è? Una mamma con la figlia, una bambina che è rattristata dal fatto che non può uscire e con tutti i compiti davanti, ecco, gestire queste situazioni era molto difficile. Poi qui invece vediamo una Venezia completamente desolata. Le città vuote. Sono stato, anche questa è emblematica, insomma, no? Adesso tu la vedi piccola, ma insomma da casa la vedranno sicuramente in maniera migliore. Come sei riuscito a entrare in queste case? Allora io sono partito all'inizio con le persone che conoscevo, intanto per cercare di capire come muovermi, com'era il discorso delle mascherine, perché alcune si fidavano, altre no. Certo. Perciò all'inizio ho iniziato con le persone conoscenti.
Poi una volta capito com'era il discorso è stato molto semplice, il passaparola, ti presento Tizio piuttosto che Caio e così mi sono Anche mosso. qui abbiamo un salotto, sono riuscita ad ingrandire la foto, si vede meglio. Questo è un salotto dove si gioca a calcio. Questo sì, è diventato un campo da gioco, qui siamo a Montebelluna, questa è la nuova situazione, al posto di giocare in giardino si gioca in casa. Che sensazione, che atmosfera percepivi quando entravi in queste case? Da estraneo ovviamente, ma insomma queste case che appunto sono diventate ormai il centro, il fulcro di tutto. Questa è difficile da spiegare perché ogni famiglia, ogni persona è differente a sé. Dunque con alcune persone è stato molto semplice, il tempo di uno scatto e via. In altri casi c'è stata questa difficoltà di rapporto ostacolato dalla macchina fotografica, perciò c'è bisogno di creare un'amicizia, un dialogo per far sì che questo divisorio venga tolto. Quindi tu, che poi è un po' quello che accade, no? al fotografo, c'è questa macchina fotografica che si frappone tra te e i soggetti e devi rompere un po' questo muro, però sei riuscito a conoscere storie che magari insomma le parole della carta stampata non sempre riescono a tradurre come le immagini. Ci racconti qualche storia in particolare che ti ha colpito? No, storie particolari non ce ne sono perché per fortuna ogni foto ha una sua storia e ha un suo racconto. Per esempio adesso questa, che cosa... Dove siamo qui? Qui siamo a Castelfranco con Simone Baggio. Qui siamo alle proteste, delle aperture, si possono chiamare proteste, le aperture alle 5 del mattino. Qui siamo a Castelfranco con Simone che è lì, che aspetta che questo arrivi, sguardo perso nel vuoto, sì, che aspetta che arrivi qualcuno alle 5. Voglio farti vedere anche questa che per esempio a me ha colpito tantissimo, no? Cioè anche la prospettiva, il taglio che tu hai scelto di dare, è il sanitario che un po' incute paura, ma è anche il sanitario salvavita, no? Queste persone che alcune sono state le ultime a vedere, no? In questa fase della loro vita a causa del coronavirus. Sì, allora il senso che volevo dare a questa fotografia è un po' la precarietà del luogo dove sono, perché noi siamo sempre abituati con i medici all'interno di ospedali sanificati, puliti, qui invece siamo sotto un tendone così, un po' da meno peggio, e loro sono costretti a lavorare in condizioni difficilissime. Anche perché siamo partiti, diciamo, con i tendoni, no? Cioè i tendoni sono stati i primi, anche questa è bellissima con la desolazione della ragazzina. Questa è stata una delle prime che ho fatto, la bambina si chiama Benedetta, c'è questo vetro che divide la vita dall'esterno, che non si sapeva cos'era questa pandemia all'inizio, a marzo. Fine marzo era una cosa misteriosa. Hai notato anche tu questo primo periodo di Covid, quando ancora c'era tanta incertezza e non conoscevamo così bene questo nemico, la differenza con l'atteggiamento delle persone che magari troviamo ora? Questo è stato un weekend eravamo ancora chiusi, le aperture sono partite oggi, però c'è stata una sorta di liberi tutti, abbiamo visto fotografie del centro di Padova, delle spiagge, insomma un atteggiamento diverso. Tu continui a muoverti in mezzo alla gente come fotografo, rispetto a questi scatti che cosa stai vedendo? Allora la cosa interessante e che dà valore al progetto è sicuramente questa, che nella prima fase c'era una sorta di, come si può dire, di serenità, non si sapeva cosa si andava incontro, il governo aveva promesso i sostegni e c'era questo, le canzoni ai balconi, era un po' come una festa, ecco, una condivisione, no? Condivisione. Sì. Poi siamo passati alla seconda fase molto più complicata, in cui i sostegni fanno fatica ad arrivare e la gente è rinchiusa in casa senza una certezza, perché apriamo domani, non si sa, se te lo fanno sapere te lo dicono il giorno stesso,
E allora qui forse la gente ha iniziato a cercare l'obiettivo, a cercare di mostrare la sua frustrazione, a cercarvi anche, no? Poi nella seconda fase è successo questo, che la gente voleva dimostrare la propria insofferenza. Allora è diventato tutto molto più semplice. Qui c'è la foto di sindaco di Treviso, Mario Conte, nella solitudine del suo ufficio, poi ve ne faremo vedere una invece del direttore generale Francesco Benazzi in preghiera. Anche qui il senso della solitudine degli amministratori, la difficoltà, proprio lo sguardo. Ecco, ci racconti un attimo la genesi di questo scatto? Allora io ho chiesto al sindaco se era possibile seguirlo per una giornata e vedere com'era cambiata la vita del sindaco in pandemia, e devo dire la verità che non lo invidio affatto. No, sicuramente. Perché abbiamo fatto il giro al mercato e tantissime persone si rivolgevano al sindaco in difficoltà. È stato difficile e capisco quella situazione, quella sensazione di smarrimento. Infatti è esattamente quello che emerge da questo scatto. Qui c'è il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, inginocchiato in preghiera. Anche qui c'è uno sguardo. Quello che si nota in queste fotografie è spesso lo sguardo rivolto verso una speranza che purtroppo il voler reagire a una cosa alla quale non sappiamo come e dove. Allora Daniele, dovrebbe esserci collegata con noi anche Deborah Varaschin, assessore alla cultura del comune di Montebelluna, e Irene Bolson, che è conservatrice del Meve. Se non sono collegate, avete un numero di telefono, vi chiedo di contattarle, perché abbiamo mandato loro l'invito, ma ancora non le abbiamo collegate con noi. Allora Daniele, continuiamo noi, perché c'è un altro passaggio molto bello. Qui abbiamo il presidente Zaia, la fase, no, quella dei pulcini. I pulcini erano la rinascita, no, la primissima fase, rappresentavano la rinascita esattamente un anno fa. Sì, qui notiamo la prima cosa, a parte i pulcini, è la mascherina. Le prime mascherine distribuite, questa è un ricordo così. Quante volte sei stato all'unità di crisi come fotografo? 3 volte, sì, all'inizio qui, poi a metà e qualche mese fa. Allora, intanto raccontaci come funzionerà, perché voi avete aperto ma poi avete subito dovuto chiudere, no? Quando il Veneto è entrato in zona rossa e poi in zona arancione sono iniziate le chiusure, e quindi avevi appena inaugurato, no? La mostra è stata inaugurata venerdì e poi sabato è stata subito chiusa. E speriamo che adesso qualcosa cambi e che la situazione rimanga stabile. Allora, intanto, ecco, facciamo vedere anche qui, queste sono altre tue foto decisamente forti, no? La famosa stanza degli abbracci, l'unico modo per poter tornare a visitare i propri parenti nelle case di riposo. Anche qui, intanto, come ti sei avvicinato a una realtà di questo tipo? Allora, questa, devo dire, queste altre foto, sempre degli abbracci, sono quelle che mi hanno emozionato di più. Perché arrivare a questo punto significava una cosa. Tanto io le sto facendo vedere, sì. Eccola qua. Ecco, queste sono foto che ancora adesso che le vedo mi. Ma che sensazioni si percepiva in quel momento, quando persone riuscivano a riabbracciarci seppur filtrate da questa specie di velo anche piuttosto pesante? Che cosa hai percepito qui? È difficile da dire, perché sono situazioni che uno ha dentro. Noi ti sentiamo, l'audio è entrato qui, credo che probabilmente stiamo provando a contattare Irene Bolson. Daniele, intanto ti ascoltiamo noi. Allora, queste situazioni dipende, perché alcune persone erano emozionatissime e altre, in base al carattere, un po' meno. Comunque si percepiva una grande felicità, nonostante ci fosse la plastica a dividere le persone, le pelli. C'era comunque una grandissima serenità e felicità tra le persone, perché nonostante appunto la plastica era comunque un riavvicinarsi e c'era comunque una speranza che
qualcosa si stava muovendo. E dove punterai ora il tuo obiettivo? Perché adesso partiamo dalle ripartenze. Sì. Che cosa hai in mente? Cioè, dove hai intenzione di trovare nuove ispirazioni? Allora, le prossime fotografie le farò intanto a Venezia tra i commercianti e i piccoli artigiani per documentare la ripresa e come sarà, perché purtroppo non basta girare la chiave e aprire la porta per far ripartire l'attività. Dunque ripartirò intanto da Venezia, poi Treviso, per documentare la ripresa delle piccole botteghe artigiane rimaste, che hanno lottato con le unghie per arrivare adesso. Senti, e anche qui come ti muoverai? Tu andrai e scatterai? Come nasce? Cioè, quanta preparazione c'è dietro a uno scatto come quello che stiamo vedendo e che sarà visibile, lo ricordo, domani al Meve di Montebelluna? Allora, intanto bisogna contattare le persone per capire se sono d'accordo o meno. Finora nessuno, sono state tutte anzi molto felici per questa cosa. Si contatta la persona e poi ci si mette d'accordo sul giorno in cui andare e si rimane lì per il tempo necessario, che può essere alcuni il tempo di uno scatto, altri appunto quindi per non esiste un tempo? No, non c'è, tu sai quando parti ma non sai mai quando finirai, perché poi è sempre tutto un divenire, possono cambiare le luci, l'umore delle persone, non hanno tempo, è cambiato qualcosa, perciò... Qual è lo scatto più difficile per te di questa mostra? Questi qua, quelli che abbiamo appena visti. Questi qui della casa di riposo? Sì, perché sono ambienti sensibili, perciò bisogna trovare le persone disponibili e anche psicologicamente non è semplice, perché ti fai coinvolgere dall'emozione, dal sentimento delle persone, perciò non è... Quindi sfatiamo il mito, il fotografo è coinvolto? Il fotografo è molto coinvolto, da parte mia sì, perché non riesco a tenere questo divisorio che è la macchina fotografica. La macchina fotografica, una volta entrato in simbiosi con la persona davanti, non esiste più, perciò diventa una cosa unica. Ecco perché la macchina fotografica racconta molto di più, no? Oltre all'immagine che è la fotografia, lo scatto che ritrae la realtà, dietro c'è sempre qualcosa in più. Allora io, eccole qui, le vedo collegate: Irene Bolson, conservatrice del Meve, Deborah Varaschin, assessore alla cultura del comune di Montebelluna. Buongiorno. Buongiorno, ci sentite? Sì, vi sentiamo bene. Da chi partiamo? Irene, partiamo da te. Va bene. Allora, che cosa significa per voi ospitare una mostra di questo tipo? Un anno di lavoro e anche alla luce di quello che sarà? Beh, significa innanzitutto offrire alle persone un racconto collettivo su quella che è stata la nostra esperienza nell'ultimo anno, perché assieme agli scatti di Daniele Macca sono presenti anche le testimonianze, foto, video e audio di oltre 120 persone che durante quest'anno si sono raccontate per condurci in un racconto sui cambiamenti affrontati in questi mesi, per cui dal primo lockdown che ha colto un po' tutti di sorpresa fino alle recenti chiusure e riaperture che hanno imposto a tutti noi continui adattamenti. In questa mostra abbiamo la partecipazione di persone molto diverse, dai bambini fino agli anziani, e con testimonianze che arrivano non solo dal Veneto e dal resto d'Italia, ma anche dal Brasile, dagli Stati Uniti e dalla Francia, quindi ripercorrendo anche quelle che sono state le esperienze degli italiani nel mondo. Quindi veramente è un racconto collettivo che riguarda proprio tutti ed è molto significativo per un memoriale raccontare questa storia, perché di fatto questo presente sarà poi il passato e la storia comune di chi verrà dopo di noi. Grazie Irene. Allora tra pochissimo con Deborah per raccontare che cos'altro il mondo della cultura ci riserva a partire da oggi. Vi chiedo pochi minuti di attesa perché abbiamo la pubblicità e poi torneremo sempre in diretta. Tra poco.
Eccoci ben ritrovati sempre in diretta qui con Antenna 3, tutte le notizie che arrivano dal Veneto e quest'ultima parte dell'edizione straordinaria di questo 26 aprile l'abbiamo dedicata alla cultura, ma volevamo proprio partire dalla mostra Il rumore nel silenzio che racconta un anno di Covid con gli scatti di Daniele Macca, professionista fotografo che abbiamo qui con noi. Buongiorno ancora Daniele, grazie per averci raggiunto, scatti che avete visto. In collegamento con noi c'è Deborah Varaschina, assessore alla cultura del comune di Montebelluna, perché ovviamente la mostra insieme ad altre sarà visibile al Meve a partire da domani. E poi a Montebelluna c'è anche il Museo di Storia Naturale. Assessore, parliamo di protocolli. Come si potrà accedere a questi luoghi della cultura? Non è cambiato niente, direi, dalla precedente apertura dei musei. Prenotazione, contingentamento, distanze già sanificanti, niente di diverso da quello che è stato messo in atto l'anno scorso come procedure. Attenzione da parte ovviamente dei nostri visitatori, che però devo dire sono visitatori che sono molto diligenti, abituati a rispettare quanto gli viene detto, e quindi non abbiamo grossi problemi. Devo dire che non avremo grandi resse purtroppo. Malauguratamente voleva dire. Lo so, non è una parola facilissima. No, sarebbe bello avere le resse, ma purtroppo i musei non è che abbiano, soprattutto mancando anche quello che è il turismo estero, grandi afflussi in Italia da sempre, tranne che siti storici come quello di Pompei, Vaticani o gli Uffizi. Però devo dire che l'anno scorso con le aperture abbiamo avuto una buona risposta da parte del pubblico, diciamo, di prossimità, e ci aspettiamo anche quest'anno di avere delle risposte positive da parte del nostro pubblico. I musei appunto riaprono domani, il Museo Civico, il Meve. Per il mese di maggio i nostri poli culturali, quindi i nostri musei, saranno aperti per i cittadini di Montebelluna gratuitamente. Per il mese di maggio e giugno per tutti gli altri la gratuità invece sarà per gli under 20 e il biglietto ridotto per tutti gli altri utenti, quindi qualche cosa per invogliare le persone a passare un po' di tempo immersi nella storia, nella natura e nei ricordi del memoriale della Grande Guerra. Possiamo dire, secondo lei, che questa pandemia ci ha reso un po' più affamati di cultura? Non a caso chi non ha praticamente mai chiuso ed è stato equiparato ai negozi che vendono beni di prima necessità sono state le librerie. Cioè qualcuno si è reso conto che dai libri e qui dagli spazi espositivi della cultura si ha bisogno per nutrire un'anima che sta soffrendo a causa, insomma, di tutto quello che è accaduto. Direi proprio di sì. Purtroppo però le librerie sono rimaste aperte, ma abbiamo avuto grossi problemi con le aperture sia delle biblioteche che appunto dei musei che riaprono solo ora. Credo che questi poli culturali dovevano essere lasciati aperti proprio per permettere alla cittadinanza di avere dei momenti non solo di svago, tra virgolette, ma anche proprio di riappropriarsi di quello che è un patrimonio culturale delle nostre città, dei nostri territori. Solo così possiamo ritornare ad avere quella voglia di cultura che troppo spesso in questi anni è venuta un po' a mancare. Credo che questa pandemia ci abbia riavvicinato ad una voglia di conoscere e di riappropriarsi di quello che è nostro patrimonio in senso proprio più lato. Volevo chiederle un passaggio su questo governo. Adesso è allo studio, si stanno ultimando tutti i dettami del recovery plan. Che spazio è dato dal recovery al mondo della cultura? È abbastanza, secondo lei? Per me è sempre troppo poco. Cultura e turismo sono sempre un po' i fanalini di coda. So che si stanno lavorando per delle cifre comunque importanti rispetto ad altre progettualità di altri anni. Staremo a vedere quale sarà la conclusione di questo percorso e speriamo che effettivamente per i due poli fondamentali per il nostro paese che vanno a braccetto, quindi cultura e turismo, si possano avere dei fondi per rimettere mano anche a tutto quel patrimonio che ora non riusciamo a valorizzare e a mettere diciamo, a far fruire al pubblico perché ancora non messo, diciamo, adeguatamente a norma e per poterlo rendere visibile. I nostri depositi sono pieni di reperti che ancora oggi non possono essere resi visibili. Speriamo che questo Recovery Fund possa dare la possibilità ai musei, ma anche a tutte le altre strutture culturali, di essere messe in grado di dare qualche cosa di più e di essere soprattutto all'avanguardia anche dal punto di vista digitale
che è quello che si aspetta anche il nuovo pubblico, soprattutto quello più giovane, insomma. Sicuramente. Daniele, prima dietro le quinte mi hai raccontato che 2 ragazze si sono commosse di fronte ad alcuni dei tuoi scatti perché hanno ritrovato, no, un vissuto, probabilmente anche loro. Tante persone si potranno riconoscere nei tuoi scatti. Sì, perché questa situazione, bene o male, l'abbiamo passata tutti. Tutti abbiamo vissuto la clausura e tutti siamo stati costretti più o meno a vivere le stesse condizioni. Perciò uno si può riconoscere, pur non essendo ritratto, si può riconoscere in quelle situazioni che ha vissuto e non sono state semplici, perché rimanere chiusi in casa sembra una cosa semplice, ma a lungo andare credo crei grandi difficoltà. Sì. In ultima battuta, un passaggio con te, Irene Bolzon, conservatrice. Che cosa significa occuparsi di un museo e se vuoi anche tu lanciare un po' nuovamente la mostra di Daniele come un ritorno alla normalità? Beh, lavorare in un istituto culturale in questo momento significa cogliere ogni settimana una sfida diversa. Riuscire a rimanere agganciati alla propria comunità di prossimità, ma anche quella più ampia. Quindi abbiamo cercato in tutto questo anno di raccontare, di essere aperti anche quando eravamo chiusi. E lo stesso progetto Istantanei dal presente è nato con questo obiettivo, cioè rimanere in connessione con una comunità più o meno allargata che potesse essere protagonista di un racconto e ritrovarsi poi protagonista all'interno di un museo, perché lavorare oggi in un museo significa lavorare non solo per il pubblico ma anche con il pubblico. E quindi un ulteriore rilancio per venire a visitare questa mostra è questo. Nell'ambito del percorso ci sono almeno 2 punti in cui noi chiediamo alle persone comunque di lasciarci ancora oggi una testimonianza, perché la pandemia non è finita, lo vediamo perché siamo ancora con le maschere, e finché la pandemia sarà in corso noi continueremo a raccontarla, perché non abbiamo voluto raccontare soltanto una fase, una porzione di questo percorso, ma vogliamo raccontarlo tutto. Ecco, quindi forse anche questa è un po' la cifra che distingue questo progetto rispetto ad altri. Grazie a Irene Bolzon, grazie a Deborah Varaschin, grazie a Daniele Macca. State collegati con noi perché in chiusura vi facciamo sentire il commento di Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia, sulle statuette che sono arrivate a Nomadland nella notte. Ve lo facciamo ascoltare. Nomadland ce l'ha fatta. Dal trampolino di lancio di Venezia, dove aveva conquistato il Leone d'Oro come miglior film all'ultima edizione della mostra, è approdato, come era largamente prevedibile, al tappeto rosso dell'Academy, dove ha conquistato 3 Oscar meritatissimi per l'audacia artistica e per la grandissima sensibilità umana e sociale degli autori, delle autrici anzi, la regista Chloe Zhao e la produttrice e interprete Frances McDormand, che ha fortemente voluto il film, acquisendo i diritti del romanzo da cui è tratto e addirittura producendo il film. È un film che esalta i valori della solidarietà, della convivenza, in un momento in cui le nostre società tendono a dimenticarsi di chi non ce la fa a resistere al peso di una crisi economica iniziata nel 2008 e che perdura e si è aggravata addirittura con la recente pandemia. Per tutti questi motivi Nomadland è un grande film che resterà nella storia del cinema, così come resterà nella storia dell'Academy il fatto che la statuetta come miglior regista sia andata per la seconda volta soltanto a una donna. La prima volta fu con Catherine Bigelow e questa volta addirittura una regista di origini cinesi, quindi non nativa americana, segno che gli Oscar si stanno sempre di più internazionalizzando e soprattutto che sono sempre più attenti all'inclusione di quelle che una volta erano considerate minoranze etniche, i neri, i cinesi, i sudamericani e quant'altro, che invece oggi si affermano, vincono premi, come è successo, che ne so, a Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón,
Iñárritu, registi messicani di origine affermatesi negli Stati Uniti. Naturalmente mi fa molto piacere che Nomadland sia decollato da Venezia e che Venezia sia confermata ancora una volta un formidabile trampolino di lancio per film che poi viaggiano per il mondo intero e vincono premi e vincono altri premi prestigiosi, non tanto perché appunto poi finiscono agli Oscar, quanto per aver recuperato un rapporto con il cinema americano. Questo era Alberto Barbera, il video proprio realizzato soltanto per noi di Antenna 3. Io ancora saluto Daniele Macca e le nostre ospiti che si sono collegate con noi, Irene Bolson e Deborah Varaschin. Grazie per questo passaggio, buona giornata e buon lavoro a tutti voi. Saluto anche voi telespettatori, siamo davvero in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia e le notizie tornano questa sera a partire dalle 18:30 su Antenna 3 e non perdete la prossima puntata di Ring questa sera alle 21:15. Arrivederci.